Partiamo. Esatto. Ok, Arrivo. va bene. Inizio ad aprire il canale del Cetti. Quindi domani c'è il rischio che Alan Wake salti e chi glielo dice? Tu. Non mi posso assumere queste responsabilità. Così, la decisione è tua. No, tu non di assumere posso. responsabilità Non posso. e invece devi. Per Fordol. Per il potere di Sgrodol. Per il potere di Grodal. Allora, noi aspettiamo il Setti. Qui ci abbiamo tutto pronto. La chat c'è, questo c'è. Mettiamo qua. Così per sicurezza. Ciccia qua, ciccia qua, ciccia qua e ciccia qua. Ok. Guardi, io per scaramanzi non lo dovrei dire, però forse sta andando tutto. Buonasera, signor Non lo Setti. devi dire, non lo devi dire che sta andando No, tutto Setti, ma è bene. giusto che voglio dire le cose, porca la miseria. Sì, sta andando tutto bene stasera. Pum, mo salta il computer. Oh, che crash la live. Allora, io sono pronto. Anzi, noi siamo pronti. Tutti noi. Io arrivo subito, devo collegare il controller. Allora, io inizio a fare solo carica e carico il salvataggio. Siamo sempre al prologo. Non è cambiata sta cosa. Sì. Perfetto, ci siamo. Aspetta un attimo Ci che devo vuole togliere la musica. il gesto di buon augurio per la live. Perfetto. No, di nuovo. Che succede? No, vabbè. Bubucettete! Siamo tornati. Spero bene. che muoiano tutti Siamo in questo tornati. posto. Tutti. Allora, io parlerei con Mari per capire che missioni secondarie ci dovremmo fare. Allora. Musone lo dici a tuo fratello. Letteralmente. Difatti lo sta dicendo a me. Difatti. Allora. Abbiamo. Allora, abbiamo Basil, che vabbè, insomma, stiamo proseguendo sotto questo Stiamo punto. andando. Questo è principale. Stiamo andando. Stiamo andando. Poi abbiamo l'assassino di conigli, Sì. che potremmo andare a controllare adesso, visto che abbiamo ucciso un po' di conigli, magari, possiamo Ok. andare a controllare se c'è qualcosina. Abbiamo Hector, dobbiamo ritrovarlo. Chissà dove sarà. Poi abbiamo il capitano dei pirati spaziali, che abbiamo Ok. finito la quest, dobbiamo solo consegnargli il mixtape speciale. Sì. Dobbiamo trovare Ducky Junior paperella. nell'altro mondo, esatto. Sì. E la stramba richiesta che è il coso, Manca l'ultimo l'aggeggio oggetto, e, sì. e come si Come chiama. si chiama? A noi sembra Sì. manchi il come si chiama, se non mi Forse sbaglio. O era l'aggeggio, forse era l'aggeggio. No, aspetta. Non so, controlliamo. Io mi Andiamo ricordo che era il subito. come si chiama che ci mancava. Sì, no. Abbiamo il coso e il come si chiama. Ci Sono manca sempre l'aggeggio. sul No, pezzo. in realtà ce li abbiamo tutti e tre. Li abbiamo Qua. tutti. Aspetta. Ma siamo noi scemi che la scorsa volta non li abbiamo visti e ci siamo messi a cercarli per mezz'ora? Credo proprio di sì, Setti. Ragazzi, la live è finita. Buonanotte. Omori è finito. Abbiamo preso così tante cose l'altra volta che Vabbè, non ci siamo una nemmeno sanna di accorti. troppo di fretta. Vabbè, beh, mi sembrava strano che non l'avessimo trovato, visto che abbiamo girato comunque ovunque. Che scemi di merda comunque. Quindi Master, dove andiamo? A chi andiamo a consegnare? Andiamo all'altro mondo a consegnare il coso, cos'altro e come si chiama. Vai Enzo. Allora, Altro quindi da mondo. qua ci conviene andare. Aspetta. Andiamo di qua. Esatto. Andiamo dal Andiamo Plutone qua. Space C'è Line. proprio lui. Sì, Vai, sì. Plutons. Comunque, io ho pensato a una cosa la scorsa volta, ragazzi, non so se l'ho detta ad alta voce, ma è che roba bella che la seconda live e la terza live si sono chiuse allo stesso modo, combattendo Plutone. È vero. Cioè, non combattendo, incontrando Plutone. Incontrando Plutone, sì. Ma Plutone ci teletrasporta ovunque, quindi è un ottimo amico. Potentissimo Plutonone. Plutone è il più forte di tutti. Allora, È il papà di Hector, magari. Ma cazzo, è vero. Potrebbe essere. un parente.
Parenti Allora, a di questo Hector. punto dobbiamo andare per la stramba richiesta prima di qua. A destra, sì. Sciotto. Passaggio super segreto poco nascosto. Opla. Ok. Ok, ci siamo. Ah no, qua si entrava da dietro. Va bene. Sì, siamo Salve, vi ho portato le cose. arrivati. L'aggeggio è quello come si chiama. Oh, fantastico! Avete trovato tutte le robe presenti sulla lista. Dovrei chiedere favori a gente a caso più spesso. Perfetto. Du, du 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 du, dum, du du. Ok. Fatto un po' di caffè. Canzoncina. Vabbè, no, ma ci sta, Dum, ci sta. durududum, dudum, dudum, dum, dadadadam. E voilà! Ah, proprio quello che ci voleva. La mia vecchia macchina del caffè si è rotta tempo fa, ma sono stata troppo occupata per recuperare i pezzi mancanti. Ora che è stata riparata, non devo più bere quella schifosa robaccia chiamata caffè istantaneo. Ecco una cosuccia per avermi aiutato. Ok, cosa ci dai? Dinamite. Ah, un giocattolo. Sempre pericolosa. Questa fa danno a tutti i nemici, palese. Sì. Ora ho degli affari importantissimi da sbrigare. Cosa importante? Interagiamo con la macchina del caffè. Assolutamente. Allora, aspetta, vediamo un attimo dinamite perché veramente Esatto. pericolosa, procura danni pesanti a tutti Questa i nei nemici. momenti di bisogno potrebbe aiutare. Già. Macchinozza. Du. Congratulazioni! Il tuo caffè è pronto. Hai ottenuto il caffè? Ma si può spammare? No. In questo momento stai preparando un caffè. Sarà pronto dopo una breve pausa pubblicitaria. Non Ok, possiamo vediamo il prenderlo. caffè cosa fa. Ragazzi, il caffè Aumenta in la questo velocità di gioco, un amico. Sì. sì, credo che sia lo strumento, il secondo strumento più forte del gioco. Mm, Ok. ok. Va Con il aumentando la caffè velocità, si può attacchi fare sempre una prima. cosa ed è sgravata. Non è una cosa obbligatoria, è semplicemente se tu ragioni, ci arrivi e dici ok, questa cosa se la faccio è rotta. Aumentando la velocità. Cioè, una cosa che potremmo fare già adesso con le impostazioni attuali del party e ciò che abbiamo. Yes. Già da Allora, adesso. consumabile. C'era... Oddio. Leggiti un attimo le abilità. Abilità. Che c'era? Uno che scalava sull'agilità Aspetta, là. aspetta, fermo. Fermi tutti. Sulla velocità. È per lui. Ah, gli fai chiavare le pezzi a Kell, così Guarda ancora più quanta forti. velocità c'ha lui. Allora. Con equipment puoi guardare quanto Ah, fortissimo. ok, difatti, grazie. Allora, lui velocità c'ha 22 al Minchia. momento. Non abbiamo qualcosa per migliorargliela. No. In realtà Sarebbe 22 più il bonus. Come? Cosa? no, gliel'hai già dato. La margherita lo fa diventare No, felice. aspetta, noi abbiamo anche la palla meteorite e non gliel'avevo equipaggiata. Attacco a Male. 17 e fortuna a 9. Che però su quella mossa là non serve perché scala su velocità quello. Noi la maggior parte comunque capita che facciamo attacchi La normali. Quindi... margherita ha detto Setti. Dove cazzo sta? Già ce l'ha, Ah, già ce l'ha, ok. già ce l'ha. Quindi Esatto. felice aumenta la vera velocità e critico ma diminuisce la precisione. Sì, però la scorsa volta cos'è che ha imparato Kell? Non mi ricordo più la mossa. Fa vedere. Ma allora, aspetta. Noi abbiamo imparato grilletto rapido come ultima. No, questa. C'è un'altra Flessione. Sì. Ce l'ha insegnata Plutone. Ah, già è vero, dopo la cutscene più là. danni e ci aumenta la precisione. E questa è una combo, lui c'ha già un setup buono per fare male, quindi.
Ok, lui comunque inizierà a menare molto presto e dobbiamo vedere sta cosa del caffè. Ok, qua Allora. non si può più. Ok, se tu adesso dove ci conviene andare? Pirata? Adesso in realtà ci conviene andare a cercare Ducky Junior, perché a noi ci manca da esplorare cioè più di metà di questo mondo in realtà. La zona destra. Esatto, che non l'abbiamo Andiamo. mai esplorata. Allora Andiamo ci andiamo immediatamente a subito. esplorare subito, tipo da istantaneo. Proprio ora. C'è Grodol. Inizia a menare un po' così normale, anche perché comunque siamo messi bene, sia come livello che come armi a questo punto. Oh, come? No, Perché sembra il buco di culo. è un wormhole. Minchia, bruco nero. Oddio, bruco nero è simpatico Bruco nero. per italiano, dai. In italiano ci può stare bruco nero. Non è un bruco, però. No, ma sono bravi. Sì, sì, hanno fatto un Sono bel... stati Cioè, bravi. era la cosa più vicina a un wormhole, per fare la battuta. Sì. E non c'era... Il bruco nero. Dai, ci sta. Allora. C'è un'anguria. Soda Soda carambola. Aspetta. Vabbè, la live la passiamo qua stasera. Già. A me non c'è problema. No, a me non c'è problema. Senti, stiamo andando e ci vediamo fra un quarto d'ora Sì, insieme. sì, Ma sì. se mi chiudi una Aspetta, sigaretta c'è nel una frattempo ti No, faccio... Grazie, non molto mi frega proprio gentile. un cazzo. Lei è molto gentile. C'è una faccia nel muro. Fermi tutti. Ecco qua. Non ho idea del perché. Ok. Ricordiamoci che qua c'è una Qui c'è una faccia. faccia, ok. Io continuo a tagliare. Poi perché chiudere tutto qua? Va Sto bene. cercando a vedere rumori dettagliati. Va bene. Oh. Eccolo là. Perciò ti sei bloccato, giustamente. Aspetta. Aspetta, Però ti do questo una non mi mano. sembra da chi giù. Lui anche credo sia bloccato e abbia dei problemi a restare qua in mezzo, secondo me. Penso. Aspetta. Palese trofeo se tagli tutti i coni. Vai. Vai. Bello, mi piace come teoria, mano. Hai visto? Pollice in su. Ecco qua. Salve. Talpa solitaria. Ehi, cosa ti passa per la testa? Figli pure. No, guarda male. Mi sono impegnato così tanto per riuscire ad isolarmi dalla società e poi arrivi tu e No! Faresti bene a mettere a posto tutto immediatamente. Non penso, devo andare a rompere pure gli altri, quindi. Aspetta, non ci credo. Allora, aspetta. Ok, abbiamo fatto il trofeo però. Hai fatto il trofeo. La teoria C'era! di mano era giusta. Ah, Sì, però aspettate. Tanto la destra è mancato oggettino, che è No, importante. no, già sto questo è un andando. oggettino blu. E Melone li blu. ritolgo pure tutti. So. Sì. Copertina. Copertina. Equipment. Ora vediamo a chi serve. Senti, un momento solo che questo è l'Ictus da gamer. Dagli un attimo, No. Ho fatto tanto per toglierli. Volevo salvarlo. No, tu procedi. Non vuole essere salvato. Che gli dici? Che gli tolgo Lo di picchi fino a nuovo i quando- coni. No, gli tolgo di nuovo i Magari coni e lo se li aggiusti facciamo lui. si incazza. Effettivamente. Magari si innervosisce e ci attacca. Ma non è persa. Ricordati che le bulbotalpe attaccano solo quando sono perse. È vero, si devono smarrire. Quindi per perdere. Oddio, però togliendo gli iconi da protezione potrebbe sentirsi smarrito a un certo punto. Gliel'ho tolti proprio tutti. Magari, E vediamo. qua comunque si scende anche qua sotto. Ok. Taglia, Omori, taglia. Taglia tutto. Omori. Fino a quando Mori taglia i coni e non se stesso. Giusto. Vai. Suka. Ah, lo lasci proprio così? Sì. Non ci Sì. parli? No. Ok. A spregio. Lo faccio di qua e vado di Non è- qua. sta Ok, sopra. no, vuole... Fermati, fermati. Volevo controllare se Io no. rimanevano. Ah, se rimanevano, ok. Ok, quindi così deve questo restare. stronzo non se li merita. Da qua, Sì. da qua non possiamo andare, zio. Il master ha detto devi andare sopra, non a Ok. destra. Dobbiamo obbedire al No, potere. ma assolutamente. Volevo vedere quegli esserini che camminavano, ma a dire il vero. C'è un mimic. C'era un melone mimic. No, allora mo lo andiamo ad Un affrontare. micone. Un melinic. Un talpol. Talpol ci sta. Tal torna sempre, vedi? Perché iniziamo a fare bei danni così,
Ma mo per ora mi sa quello che potrà darci più soddisfazioni è Kella. Per quando ti attacca gli dici Kella grande abbuffina. No, vabbè, quello potrebbe no. sembrare. Io sono un cosmoniglio. Un cosmoniglio. In inglese Master come si chiama? Lo sa dire? Non ne ho idea, vado a controllare. Magari era un altro gioco di parole. O Uno, forse due. era Space Rabbit. Ok. Non credo sia Space Rabbit, adesso ti controllo. Ok, occhio al mimico così. Per Sfizio, con Kell, proviamo quanti danni fa la combo. Che lui già è felice. Allora, quindi a questo punto attacco, Se entra. attacco. Ed era Space Bunny. conflessione. Proviamo a diretto Si chiama, Esatto. si chiama Space Bunny comunque. Space Ah, Bunny. ok, ci sta allora. Perfetto. Ci sta. Vediamo. Vediamo se... Che è Colpo triste. fiacco. No, a parte che poi è triste. Sì, quindi tanca meglio. Dobbiamo vedere poi con l'aumento di precisione e di danno quanto arriva a fare. 50-60. Madonna, ho letto altri nomi dei nemici in inglese e mi sono reso conto quanto cazzo sono intelligenti. Sta mordendo il nulla. Vabbè, contenta lei, No, contenti tutti. torna a fare attacchi che non addirittura la zucchi. No, aspetta, ho sbagliato. Ehi! Marco! Arriva! Vai di testata. Penso che sia finita. Vorrei sperare. No. Grande Hiro che continua a fare 18 danni. Sto coglione. Allora, quindi abbiamo l'equipaggiamento da Ma per mettere. adesso. Ok. Cioè, esatto, bravissimo. La O magari non copertina ne ce farà l'ha. mai. Vabbè, però che La cazzo, copertina soffice, morbida e ti protegge dai mostri. questa Hiro andrebbe bene, difesa e vita. Dato che dovrebbe essere il tank. Però c'è difesa 3, Non avete capi? trovato il telecomando la scorsa volta? Sì. Difesa 2 e vita 5. Oddio, però forse la vita è meglio più alta per prendere più colpi. Io almeno personalmente lo venderei così. Facciamo copertina Hiro. Poi non so. Margherita Kell e va bene così. Vedi che fai, Obri le diamo, visto che lei fa l'attacco che richiede punti vita, glielo diamo a lei il telecomando, così prende anche un pochino di energia. Ok. Ricordate E che Omori? adesso c'ha un sacco di juice. Cioè veramente Sì. tantissimo. Può spammare un bel po' di mosse. Difesa 1, velocità 3, Io metterei la fortuna. difesa 2, aumenta la precisione. Oh, ma vai, bravo, ci sta. Bell'aumento precisione. Ok, allora, quindi vado verso l'alto. Sì, Salve. Ci sono due personcine su una due panchina. cose. Jean. Dopo questa questo lo faccio io, escursione allora. sono stupito. Vai, fallo tu, fallo tu. So già che domani non mi sentirò più le gambe. Oddio. Vedere. Vabbè. Lozzi, tu sei Quaspi, Lozzi, dai. Che sarei io Quaspi poi, Dai, vabbè. la faccia da Ah, Quaspi. Durante la molto nostra simile, è escursione molto ho simile. notato una faccia incisa nella roccia. Attenzione. Mi chiedo cosa possa essere. No. Non fa così. Master, una domanda. Prima che mi dimentico. Dica tutto. L'altra volta con Omori il livello 3 di quali emozioni avevamo fatto? Rabbia e tristezza. Rabbia, tristezza. Non avete ok. mai fatto felicità. Quindi dobbiamo vedere felicità a 3 Allora, che succede. eccolo qua, è il coniglio. Oh, è lui. Oggi le stelle sono proprio belle, vero? No. Potrei rimanere a fissare questo cielo per sempre. Dal mio pianeta natale non si riesce a vedere un simile spettacolo. Quindi sei Per questo da una grande sorta di voglio alieno. essere un capitano spaziale. Ok. Esplorare le galassie, ammirare le stelle. Che sogno sarebbe. Oh cavoletti, per quanto tempo sono rimasto qui? Mamma e papà saranno preoccupatissimi. Ma va. Ora meglio tornare Vedi a tu. casa. Trasporto. Allora, a questo punto zainetto. Un borsone. Un borsone. Pico. Nella tenda. No, è lui, raga, questo sono io. Sono io proprio. Jock James. Jock Jams.
Non parla. Se uso la radio qua... Sì. Sì, accendi lo stesso. Ah, questo è il gonfiabile fuori ai parcheggi, tipo. Sì, Cazzo, che quelli idolo che sei. nei concessionari, nei Esatto, film bravissimo, americani, vedi sì. fuori. E parla, vedi un po' se parte. No, dice solo punti esclamativi. Dance my car. Qualsiasi cosa nella sua tenda è fico. Ci può- Vabbè, non fa così. È tutto fico. delle bevande energetiche, fico. Un bicchiere di bibita gassata, fico. Un canestro, Lui c'ha un figo. canestro, forse trovando una palla. Sì, ci puoi interagire con il canestro, eh? Ah, vai da dietro. Aspetta. Ok, bastava di lato. Fico. Figo. Poi c'è un canestro qui dentro, no? Sì. Però è un pochino corto, hai capito? Quindi vabbè, multiverso. Allora, se tu a questo punto Si continua su destra. consegna da... che posso andare adesso a destra? Aspetta che mi è entrato un fight, aspetta. Andiamo a finire la missione dei conigli prima. Ok. Quindi vado nella zona a destra della mappa? Capito bene? Già a sinistra della mappa, finiamo la quest dei conigli che non l'abbiamo finita. Ah, ok, quindi devo tornare alla stazione col teletrasporto, mettiamola così. Sì, esatto. Ok, aspetta un attimo. Allora, veloce come due anguille. Allora, vado di qua, scenco. Signor Plutone, venghi. È la Pucchiacca Airlines. No, Stiamo è la per Plutone partire. Airlines. Ah, no, sì, Plutone. no, vai. Non devi andare alla pucchiacca cosa, è semplicemente una casa nell'altro mondo. Altro mondo, rimetti altro mondo, vai. Scusami, Adesso la cosa dei arriviamo conigli non era nella stazione sulla panchina che c'era la fogliolina che diceva ammazza i conigli? No. No, Quella è quella dei conigli, ma noi dobbiamo fare quella. Ah, aspetta, io coniglietti, pensavo quella ti dei- stavi... No, io pensavo ti No. riferissi a quella là. Ah, ok, È aspetta. stato un allora. mistake, ragazzi, Aspetta. stacca. Sbagliato conigli. Allora, questa qua sì, è qua, questa me la Sì, ricordo. esatto. Ecco qua. Vai, Setti, vai. Io sto ancora in fight. Andate voi, Ok. tranquilli. Allora vai, Enzo, sei tu il signor Daki, dai. Ehi voi, grazie per aver ritrovato Ducky Junior. Piccolo furfante, potresti smetterla di scappare? Siamo in vacanza, non posso viverla con il terrore che ti sia successo qualcosa. Ok. Scusa papà. Grazie ragazzi. Mio figlio ha qualcosa per voi. Ducky, dagli il regalo. Una pistola. Ma sta spostando la seggiola. Sì, per prendere il regalo sopra. Visto che Bravo. carino. Bravo Ducky Junior. Dente di leone. Questo aumenta la fortuna, palesemente. Devi darmi una pistola. Questo è un fortuna più 5. Vai. Perfetto. Cominciamo Adesso coi premi. potremo trascorrere del tempo di qualità in famiglia. Ora vai dalla mamma. Cioè gli dai, ma perché ha fatto il tuo giro? Vabbè, fa niente. Mamma, posso guardare le stelle più tardi? Certo che puoi tesoro. Io e papà possiamo venire con te? Anche a noi piacerebbe guardarle. Mo si perde tutta la famiglia. No, ti prego. No, vai tutti no, Seconda fase della quest. Ritrova la famiglia di Ducky. Però sarebbe piacevole se andando avanti con la storia, nuova quest e lui ci dà la quest di ritrovare i genitori. Potrebbe anche succedere. Tramutando. Allora, l'oggetto che ci ha dato cos'era? Dente di leone. Un accessorio? Denti di leone, sì. No, allora sarà un gioco. Sì. Rimuove le emozioni da amici o nemici. Quindi Ok. resetta tutti Muove quanti. direttamente. Detto, dove vaco? Ma puoi andare a destra adesso, visto che premeva tanto andare. Nella zona quella nuova? Sì. Ok. Oh, sì. Mi precipito. Abbiamo il permesso del Aspetta, master. energie. Guarda. Aspetta, visto che siamo qua. Grodolalo. E poi un cazzo di guaio, non grodoli. Sì. Del io l'ho buonissimo fatto. cibo spaziale e salviamo.
Allora, facciamo anche un salvettino. Ok, così abbiamo salvato le queste. Allora, andiamo a destra. Qui i coni non sono tornati. Alla faccia tu. Allora, questi piccoli batuffolini, che cosa fate? Verdurino. Andiamo ad esplorare. Siamo esploratori. Andiamo ad esplorare. Andiamo all'avventura. No, c'è Ok. l'ultimo Giusto. che fa ti ammazzo la mamma. È Da- l'ultimo che è incazzato come Stronzo. Allora, qui c'è un pappagallo. Mannaggia. Ciep. 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 Campo di Tife. Ti fa? E a sinistra il campeggio dell'altro mondo. Mentre in basso lago ghiacciato. Lago ghiacciato, palese bosco. Allora, Settone, posso esplorare liberamente o c'è qualche punto dove non posso Puoi andare? esplorare liberamente, ma non puoi uscire dalla zona. Tanto esploriamo tutta questa parte, Allora, dopo qui usciamo. dentro c'è qualcosa. C'è un cartello. Vuoi fare il moonwalk? Sì. Sì. Au! Oh sì. Turuduruduruduttu, turuduttu, turuduttu, turuduttu. La mia domanda è una, perché? Perché no? Perché Un no? omaggio al re del pop. Scusami, che fai? Non lo metti? Va bene. Michele Giacomo. è Qua potentissimo. però c'è... Qual è la password? Aspetta, amico, aspetta. No password, no party? Ok, non ti preoccupare. E c'è sopra un panino. C'è sopra un panino. Sì, a me sembra uno sfilatino sopra. Uno sfigliatino, bello. Oddio. Sì. Mi è venuta Bella fame. però questa. Bella, vedi, bella, bella. Club segreto degli adoratori del panino? Club segreto degli adoratori dei piedi. Mm. Secondo me. La butto là. Allora. C'è un altro coniglio spaziale qua. No, il conigliano. 50 danni se l'è presi. Ok, noi i danni iniziano già a essere un attimino interessanti. Allora, Mori a livello 10 e impara fendenti. Attenzione, signori della corte. Oh Attacco no. multiplo. È lui? Insomma, Attacco avversario multiplo, ti prego. Rotolone. attacca 3 volte Godo. colpendo casualmente i nemici. Vieni Godo. qua, vieni. Per penuto. Allora, c'è un altro Penello. nemico. E a questo punto direi... Vai! Fendenti! Atung! Vabbè, mi sa. che l'ha fallito. Boom. Oh, buono. Ma un ninja, cazzo! Minchia Mori. quanti danni. Anche perché poi giustamente contro solo un nemico sono 3 attacchi di fila. Usa un esatto. sacco di punti abilità, però minchia. Obri livello 10 impara giravolta. Kella a livello 10 impara palla curva. Io ho la palla storta. Se vi E interessa. non so se c'è come abilità quella là. Pensavo potessi interessare della loro. Obri attacca un nemico e diventa felice. Beh, Ok. mentre Kell fa provare un'emozione random a un nemico. Infligge danni extra a nemici con emozioni. Non male. E gli cambia l'emozione. Non male. Ma ce l'abbiamo una mossa che rende felici gli alleati? Sì. Sì, con ce l'ha Hiro. Con Non ce l'aveva No, Hiro. che la puoi usare sugli altri. Ah no, aspetta, lui c'aveva il rumore, Obri, è vero. Proprio. Esatto. Incoraggiamento. Questa qua. Oggi trova un fight e mandiamo la felicità a 3 di Omori. Devo vedere l'emozione qual è. Il mio ictus sta per prendere il sopravvento. Allora, aspetta. Sì, 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 sì. Eccolo qua. No, non lo so fare. Allora, il problema è che con Omori posso difendere. Difendi con tutti tranne con Obri che batte Omori. Loro non c'hanno qua, però posso giocarmela così. Uso questo.
Tanto ci andiamo al limite a ripristinare i punti. Allora, Ehi, vuoi farcela? Mori è felice. Attenzione, Felicità. Mori che sorride. L'unica Felicità. volta che lo vedrete mai. Praticamente secondo me c'è proprio ragione, Master. Livello 2. Più che altro a me la cosa che inquieta è che lui sta tirando coltellate sorridendo. Vabbè, è un fatto di Sì, carattere. lui è questo è- felicissimo di Una farlo. cosa... Sì, 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 sì. Questo è un fatto che un po' mi disturba, diciamo. Estasi. Ecco, vedi questa faccia qua. Già inizia ad essere un pochino non inquietante. va bene. Se i nostri amici da casa hanno visto Jujutsu Kaisen, questo è Gojo quando era giovane, così diventa. Ok, livello 3. Questo più o meno è la faccia. Ma perché io dopo quella parte là ho smesso di leggere Jujutsu Kaisen e l'ho capito. Ah, ok, è uguale a tutti gli altri anime che sono mai usciti. Sì. Mania, Ecco, questo è un ecco. problema. Questo non va bene. Allora, signora Anguria, però noi gli è stavamo un venuta la attimo... rabbia, gli è venuta- è Anche diventato- Kelly incazzato nero, è Sì, bello. alla furia. È furioso. Diciamo Anche lui adesso è per bello caso, no? pericoloso. Ma è più che altro che gli occhi da main character tutti bianchi e la bava mi preoccupano, capito? È proprio una cosa preoccupante arrivati a questo punto. Già. No, quindi se Momori colpisce fa 35, fa 38, fa critico triplicato, velocità pure. È stata 94, è un bel po'. Vabbè, Siamo Mori. forse è meglio vederlo neutrale, Mori. Meglio Sì. neutrale. No, no, ma Più che assolutamente. altro per la sua sanità mentale. Allora, visto che sei quasi Non lo vedo morto. bene, Master. Non lo vedo molto bene. Dai che sei morto, dai. Bravo. Ok, Mori, è tornato normale. Ok, ok. Un pochino inquietante, eh. Vabbè. Hai paura di affogare, ok, Esatto. quindi dobbiamo sbloccare. Questo è un problema superare questa paura. Che non so come ce la farà affrontare. Ecco. Oh no. Oh no. Sta succedendo di nuovo. Sta sbucciando. Sta diventando un hentai con tutti i tentacoli. No, Master. No, scusate. No, ok, non succede niente, Però ok. effettivamente stavolta non sono mani ma sono tentacoli perché è acqua. No, vabbè, quindi- pure prima, sia No, dalla tentacoli. casa uscivano i tentacoli e poi apparivano le mani. Ok. Quindi comunque sti tentacoli sono il sinonimo della paura. Ma dovremmo superare anche Allora, questa. qui c'è uno che blocca il passaggio. A questo Foldo. punto Qui è foldo. vado con attacchi normali. Io sto distruggendo tutte queste Aglia. piante qua. Perché visto che è pieno non voglio consumare tutti i punti per le abilità più forti adesso. Minchia che botto. Ah, il toccio coso là, Iri è arrivato a 100 HP, Complimenti. È il primo, mo Obri è la prossima. No, ma a me Aubrey fa già 150. Con il setup giusto. Ma di danni o di HP? Tu di che stai a parlare? Di danni sto Ah, parlando. ok, no, io stavo dicendo Ah, di tu HP. No, Ok, dicevo come di che vita. cazzo ci siamo persi. Allora, io da qua No, non no, posso no. uscire, quindi giù Oddio, non però, posso aspetta, andare. Master, Esatto. giusto setup. Rabbia a 2. Zuccata. E zuccata. Allora, c'è una bottiglia sul molo con un messaggio dentro. Un messaggio Un in messaggio in bottiglia. bottiglia. Vai, lo leggo io, dai. When the moon, When the moon hits hits your eyes, like your big pizza pie, that's Omori. Omori. Ho dato il messaggio in bottiglia. Bellissimo. Questo era. Va Pensavo bene. fosse una cosa seria, immagina. No, lo zii, questo c'ha la 104. Oh, No, Sale? solo. Solo. Sale solo. sale. È solo. Sa- Ma sarà il Mi sa che fratello, c'aveva- sale. forse. Mi sa che c'aveva ragione, Mano, Mm, Sale. sale. E lui si chiama solo. Solo.
Quindi sale, Solo. solo è da solo, Solo e solo. sale è da solo ed è solo. solo. Quindi sale è solo. Sale solo, però è sempre da solo. Quindi ci sarà, secondo me, qualcuno che si chiama Sale, il suo amichetto di E giochi. Pepe, magari. Non Ma penso comunque lui la sia Pepe. 104 c'è. Allora, facciamo fuori quest'altra pianta perché comunque c'è una cassa. Let's Grodolonis. Senti, mi perdonerai se mando un messaggio in live, capirai subito mentre fanno il fight? Ma vai, stai tranquillissimo. Allora, aspetta, Nei aspetta. fight non ti dico di fare assolutamente niente. Comunque, cosa ne pensate di queste dei giochi proposti per il GOTY? Io ce l'ho già il mio Goti. Allora, aspetta, Sarebbe- un altro Ah. po' vedo se si affaccia in live. Ok. Allora, inizia prima tu, vai Enzo, poi dico io. Allora, per me dei giochi che sono stati annunciati, il Re Fantazio lo dovrebbe vincere proprio di cuore e con affetto. Però noi abbiamo iniziato a giocare a Balatro e Setti, tu lo provi quando c'hai quei 10-15 minuti liberi, ti fai qualche So che- run di Balatro, ti diverti. Una malattia, però non c'entra. Non lo fa. No, Ora non lo senti, fa. Master. No, Master, non Allora, lo fa. Setti, te la traduco così. Prendi il poker. Sì, lo Tu so. giochi. Balatro, non Ah, ci ho mai tu sai. giocato, Ok, no, e tu Sì, ci sì, devi io ci mettere gioco, le però. mani sopra. Ci devi No, mettere le è un mani sopra. problema, Se... senti, è proprio un problema grosso. Telescopio scintillante. Vuoi guardare il panorama? I giochi Certamente. erano poi Re Fantazio, Re Fantazio, Balatro, Astrobot, Balatro, E il DLC. Elden Ring, Elden Ring il e DLC Wukong. e Wukong. Qui sono 6, dovrebbero essere. Sono questi qua, sì. 6 nomination. E io sono Il tuo- incazzato che non hanno messo Yakuza. No, non ci poteva sta Setti. Con Lo il so. cuore. Allora, il questo in cuore realtà, tra proprio. virgolette, una cosa che non ci doveva essere è il DLC di Elden Ring. Quello sono pienamente d'accordo. Perché Sono non vuol dire completamente un d'accordo. cazzo. Mi dispiace, Potevano la fare una qualità è categoria. innegabile. Ma Potevano fare c'è la categoria DLC e remake. Ma sarebbe così facile, no? Così facciamo no, la categoria con Persona 3 e Silent Hill 2. No, Setti, ancora. Allora, visto che fai uno spettacolo di 2 ore e mezza, no? Dove in queste 2 ore, 3 ore ci sono pure dei momenti che, diciamoci la verità, andrebbero un Sono anche abbastanza pochino morti. accorciati e sistemare. Fai una categoria per i DLC, una categoria per remake e remake. remastered. Punto. No, gli voglio mettere pure le remastered dentro. sarebbe Allora. la cosa più facile. Senti, io penso di aver visto tutto e posso uscire o a destra o in basso. Dimmi tu. Adesso finisco il fight e andiamo sotto. Ok, quindi mi avvio subito di là. Comunque per me, dato che li ho giocati quasi tutti, i giochi del Game of the Year, tra Balatro, Wukong e Fantazio, Astrobot non l'ho giocato, ma l'ho Astrobot, appena come vedo un'offerta Io lo credo che prendo. vinca Astrobot. Io spero di no, ma solo perché vorrei che vincesse Wukong, onestamente. Che sti cinesi hanno fatto veramente, per quanto mi riguarda, hanno fatto un piccolo gioiello. Allora, quello Senza sì, problemi. io ancora lo devo finire, però per il messaggio che vedo che manda Re Fantazio, io vorrei vincesse lui. No, ma ci sta. Io semplicemente Però, per far vincere Atlus sceglierei. Ok. Senti, a me c'è il ghiaccio. Arrivo subito. Questi Ok, conigli ti fanno un aspetto sacco qua di all'inizio, ti aspetto qua all'inizio dove parte il ghiaccio. Ok. Eccomi qua, sto arrivando. C'è un Eccomi. orso che pesca. c'è un orso che pesca. Sì, Ci e sono. una Ok. pozza luminescente con la faccia. Aspetta. Ok. No, aspetta, quelle è... No, niente. Sembrava un elmetto di un nemico di Mega Man per un momento. Sì, Sembrava un bravissimo.
Madonna, Mi che se- bravo, mi piace. mi sembrava cappello. quello per un momento, ma per il fiorellino purtroppo a Quello destra dei nemici base. Bravissimi, non mi ricordo il nome, però sì. Neanche io me li ricordo, però quelli là che non prendono danno, insomma, a Esatto, meno che non si bellissimi. alzano. Incredibile. Allora, in realtà in questa zona non c'è tantissimo da fare se non uccidere un paio di conigli ed esplorare per Sì. bene. Ok, allora uccido prima i coniglietti. Oh, Neviglio. Mio Neviglio, ci dispiace. Ah, Che belli. Ok. quindi quando stanno i Game Awards? Sembra il 12 dovrebbe essere. una cosa 12 di dicembre. solito è quel Potrebbe. periodo là. Chissà chi Onestamente. fanno vincere quest'anno per la VTuber dell'anno, come l'anno scorso che hanno fatto Mamma quella mia. categoria. Io credo che quando la nomineranno mi Falle- starò giocando a fa- Balatro in quel fa- momento. Va Sì, bene, fateli fa. Fateli fa. Ci sono gli io sponsor, sono ci stato sono le contento che ha cose. vinto- Vai, vai, sì, sì, sì. Io sono stato contento che ha vinto Iron Mouse l'anno scorso. Sono l'unica persona in Italia veramente che la guarda ogni tanto. Oh, ci sta. Non sto proprio purtroppo. Non sono pratico del settore VTuber. So quello là di. Vabbè no, questo è spoiler. Però Setti forse mi può capire. Mm. C'è un'altra VTuber che vedi in un videogioco che anche tu hai giocato. Come Oscar ti avevo detto? No. Un È gioco. vero, però. Vabbè, Sì, lo so a cosa ti riferisci. Mi faceva più ridere però dire Pokémon Scarlatto e Violetto. No, Pokémon Scarlatto e Violetto per me si può pure bruciare nelle fiamme dell'inferno. Infatti io avevo pensato a lei. Allora, tipo, Sì. no, raga, no. Infatti mi stava sembrando No, un non è pochino lei. strano. Di Scarlatto e Violetto so a stento la trama è che il leggendario mangia i panini. Che si saggio. Oh, Sì, è successo qualcosa? Che hai visto? è successo È pure a uscito un te. fantasmino. Questo Da è un uno di quegli igloo. eventi, Setti. È una di quelle È uno cose. degli eventi what the fuck, esatto, anche a me è successo, Cazzo. però, visto che ce l'ho anche io abbastanza alto. Ce ne abbiamo un altro, allora ad oggi siamo a Allora, due. nell'igloo Due. c'è una lanterna fredda. Giustamente. Zuppa fredda. Ma perché? Ma perché? Un letto freddo per terra. Un frigo. Ma perché? Effettivamente fa già freddo. Ci pensi? Alcune canne da pesca. Sembra che siano ma- usate spesso. Vabbè, sarà casa dell'orso. Alcune canne da pesca. State spesso. Sono tre. C'è un frigo Un portatile. pesce di plastica È appeso al Sì, muro. C'è il frigo portatile. Ha Bisogno di battere. Aspetta, Pippo. Aspetta, no. Come Questa piccolo? cosa qua va segnata, ragazzi. Questo qua non te la segna da nessuna parte. Vi dovete Questa è ricordare. una botolina. delle batterie. Questa è una Ok. botolina. Questa è una botola, sì. Ok, quindi ci servono le batterie. Frigo da Igloo Boy, portatile. ok. Non poter pescare comodamente. Ok. Beh, Fordol. Quindi batteria qua. Life Jack. Ottimo. Vai, Allora. Gems. Orso pescatore. Spero di fare una pesca fruttuosa. Speriamo anche. Giustamente. Una Giustamente. bella granita, sì. Sì, ci sta. Però un po' paniva, non è un poco troppo. Lascia fare, lascia fare. Lascia fare. Sì. Sanni sta ancora là. Allora, se noi... Ma è un cappello fluttuante. Sì. È proprio fluttuante. E non ci posso parlare né Ci altro. possiamo fare. Aspetta. Fantasma con il cappello da sole è confuso. Si sarà sicuramente perso. Però aspetta, stanno iniziando a mettere troppo spesso sta cosa del si è perso. No, quindi è un'allegoria per il fatto che Omori si senta perso e non sa che cazzo gli sta succedendo nella sua vita. Nel cervello. 6 anni. Quindi capisco che i nemici si siano persi, capisco che un'altra cosa, ma la stanno menando un pochino troppo. Ah, ma Master, ho una domanda. Dica. Tutti questi eventi what the fuck sono importanti per la lore? Per la lore sì, per la storia no. Ok. Allora, Cono Neve, Non minchia, tutti, 5000 però. vongole. Ripristina vita e succo di un amico e aumenta tutte le statistiche per la lotta. Sir, buonasera. Dobbiamo trovare il sasso. Magari, Certo, Sir. Sir. Questo è forte,
però c'è ancora un gas. Tutto Ogni bene? live è alla ricerca del sasso, non vi preoccupate. Buonasera, abbiamo finito qui. No, perché quell'anima che è uscita dall'igloo mi ha un attimo destabilizzato, ripensandoci un secondo. Allora, Sì. Setti, non c'è niente più da fare qua, penso. No, se vuoi puoi interagire con il buco. Buonasera, Pierluigi. Brilluccica. Qua. Mhm. Nullo. Ah, Vabbè, nulla. sì. Credo Sì. che... È credo un che errore sia di più traduzione. Vuoi pescare? Sì, va bene. Esatto. Allora. Vediamo se esce fuori un pesce. Va bene. Hai pescato un di pesce di plastica, io ho pescato un pesce vero. Ok. Va bene questa cosa. Aspetta. No, va bene. Ah, fanno a turni, bello. Sì, il mio che ha trovato il pesce vero era Omori. Ok, vabbè. Vabbè, Obri non è andata bene. Obri, ma se non sai pescare, che ti metti a fare in mezzo? Io ho Fai pescato fare agli altri. un'arancia. Come un'arancia. Un'arancia. Oh, Ma ti fai domande? hai ragione. Ma Omori non è successo nulla. Era Allora, rimasto aspetta. fermo. Ho pescato anch'io l'arancia. Ok. E l'abbiamo Ma rigettata perché nella... dobbiamo ributtarla in acqua? Non ce la potremmo tenere. Va È bene. un'arancia. Vabbè, Allora, penso che debba tornare indietro. Setti, ti trovi? Ok. assolutamente sì. Io mi Andiamo curo. indietro. Quindi zona a Poi destra con dobbiamo trovare l'energia. delle batterie e tornare. Per l'igloo. Sì. Esatto. A questo punto vado a destra. Mhm. Sì, Oh no. si va a destra. Aspetta, ho avuto un incidente con i conigli dello spazio. Con dei conigli così. Vabbè, li affronto anch'io perché sono punti esperienza in più. Sì. È così che si fa. Allora, aspetta, fammi mandare quel Sì, è messaggio così che di si fa. prima. Let's go, Ski, let's go. Allora, io forse sono in live e forse dovrei fare un annuncio per qualcuno che domani dovrebbe essere qui sul canale. Allora, se sta persona viene in live, io glielo dico direttamente così ci possiamo già organizzare, altrimenti potrebbe saperlo domani. Vuoi vedere come correrà? C'è la possibilità che la live di Control domani dobbiamo spostarla. Aspetta 5 secondi, ma arriva Cristian in live. Senti, andrò all'inferno per questa cosa. No, che succede? No, lo sto mandando al manicomio. Sto integrando delle cose della trama del Remedy Connected Universe con Christian, Mhm. il ragazzo che viene in live. Quindi gli mando messaggi Ragazzi, criptici, testi di canzoni, così, io ho una che hanno un domanda molto senso, ma lui non lo importante. capisce. Ho una domanda molto importante da farvi. Parlando di Remedy, Remedy è uno studio indipendente? Allora, di base sì, però alcuni giochi sono dipesi dagli accordi dei publisher, mi sembra una cosa del genere. Mio padre. Porco Giuda. Vincenzo, sei veramente mio fratello. Ho risposto bene allora? Sì, Ok. spiegaci il contesto, senti, come mai questa domanda? Ieri ho litigato con un mio amico dicendo che Remedy non è uno studio indipendente se fai giochi con dei publisher. Fallo venire in live quando faccio controllo e fagli di una cosa del genere. Va, fallo venire. Fallo venire. Lo sapete, due cose non mi dovete toccare su questa terra. Il pisello? A parte quello. Ok. Atlus e i giochi che fa e Remedy. Punto. Atlus non si infama. Mai. Mai. Quindi Mai infamare l'Atlus. Fate di voi i ha giochi fatto con aspettare Atlus. 13 anni Palan Wake 2. Però si stanno facendo perdonare. È bello, zio. Oh no, è tornato pure lui. Lo squaloplano. Porca Lo miseria. Vabbè, squaloplano. però noi siamo molto più forti, mo. Atlus è vita, Atlus è amore. Esattamente. Ma Atlus è pure 50 volte lo stesso titolo e non si muove a fare uscire un attimo. Hai detto 50, inizia col 5, Persona 5 Ultimate Hyper Edition. L'hai confermato? Io le cose che vorrei vedere sono, ma penso che siano sicure. Difatti ho mandato anche un video a Gianmarco ieri di sta cosa. Yeah. Hanno fatto un trailer di un
in Unreal Engine, penso col 5, di un possibile remake di Persona 4, come potrebbe venire. Setti, io ho visto il paradiso con gli occhi, Setti. Setti, non ho Sarai visto una cosa contento. più bella di quella in tutto il mondo. Sarai genuinamente contento. E mi piacerebbe un remake dei primi Persona. E Pierluigi Cazzo, può sì. confermare di quanto sia coerente con sta cosa che la sto dicendo già da un bel po'. Ma così li possiamo giocare per bene. Però mi è arrivato un altro momento what the fuck a me. Attenzione. Ok, Già. squalo plano abbattuto. Non vale non andare nella scala, mi raccomando. Ci andiamo dopo, come ultima cosa. Ok, la scala la ignoro, quindi finisco di esplorare la zona e mi faccio i fight. No, Persona 3 Reload Remastered, non adesso, sir. Non c'è bisogno. Mo. Penso che sia un pochino, capì? Un po' No, presto. vabbè, sembra un po' eccessivo. Fai passare almeno 2 anni prima. Ma nemmeno, ma fanne passare anche 5-8, secondo me. Allora, tu Io non ho parti bisogno già di dal tutti questi remake fatto, di merda. no, Setti, io sto in Persona 5X, stanno mettendo periodicamente gli eventi collegati con Persona 5, quindi io mi sto rifacendo le mappe dei palazzi di Persona 5 di nuovo, fatti in maniera più semplice e sbrigativa, però già me li sto facendo. Rifarli in una remastered di nuovo in questo momento, no. Anche perché penso più in là noi lo portiamo in live. Persona 5? Sì, sì. Scusami, abbiamo fatto il 3, abbiamo fatto il 4. Facciamo pure il 5 e via. Dopo fare il 5 fai l'1. Pure Lo portano quello a ce Shin Megami. l'abbiamo da fare. Mamma mia che danni che hanno fatto. Alieni, ok. Alieni. In Alieni. originale si chiamano UFO. Ci sta. Ok. Giustamente. Sono UFO. È Ah la no, lo giochiamo di traduzione- nuovo. Il 5 sì, si porta. Il 3 Reload abbiamo lasciato in sospeso le fight opzionali e quelle pure dopo un anno per festeggiare ci starebbe da farci un attimino quelle là, anche perché ogni tanto quando lo rivedo in video non vi nego che rimettere le mani sopra al 3, anche perché è rimasto... Ah no, noi aspetta, noi facemmo una promessa nel DLC di Persona 3 Reload, che c'è il nemico opzionale, quello cattivo che ci uccide in un round. Quello lo dobbiamo sconfiggere, se no il 5 non lo possiamo portare. Non voglio sapere chi è. Però so No, già un'idea, in realtà. sì. Sì. Di sicuro è un personaggio di un altro universo Atlus, probabilmente un personaggio di Shin Megami Tensei. No, setti. Allora, il mondo è un posto cattivo. Mettiamola così. Ah no, nel DLC... No, ma Elizabeth si può fare anche... Cioè, nel Nel senso, gioco normale, base, nel DLC Episode Aegis, hanno aggiunto un altro nemico opzionale. Ah, vabbè, ok. Vabbè, dai, palese, ok. Chi? Dici, È dici. palese, no? Chi? È protagonista. No. Peccato. Io se vuoi te lo Comunque dico, la donna altissima. No. La Ah, donna ok, altissima bravo con Leone Setti. 20 what the fuck. Ah, ok, ottimo. Wow. Wow, Sei così sei alto. così alta. Ti Ti ringrazio, ringrazio, piccino. Il più delle volte è una seccatura, ma da quassù ho una fantastica vista sulle stelle. Cosa? Essere alti non è una seccatura. È tutto più bello quando sei alto. Un giorno anch'io sarò alto come te, vedrai. Certo che continua a sognare. Vabbè. Allora, io devo uscire da qualche punto in particolare, Setti? No.
Cioè, continua ad esplorare, tanto è tutto collegato. È un labirinto, tra Ok, virgolette, in ok. realtà. No, giusto perché sti fight con gli arancini qui ne sono tanti, però può darsi che vanno giù facile. Ah, ok, vanno giù comunque con un attacco, ok. Sì, sì, vanno giù con un attacco. Infatti fai l'attacco ad area di Kell. Infatti che... No, l'ho fatto, è che volevo risparmiare un pochino di punti per non farla sempre, perché comunque scendono molto velocemente. Ah, lo puoi fare pure con Mando l'attacco 40 normale anni a di Kell. testa, cosa vogliono crescere ancora? No, sir, c'è sempre tempo per crescere e imparare, vai tranquillo. Comunque l'attacco ad area con Kell lo puoi fare anche normalmente. Quando lui attacca puoi fare passa a Hiro e fanno Ah, un sì, attacco sì, ad quello area. lo sto facendo appena ho la Bravo. possibilità. Allora, zona in basso c'è un altro oggetto. E c'è una quest secondaria. Ma Oh no. No, non è lui. Stai tranquillo. no, è la sorella. È la No, è sorella. peggio. No. Sei la sorella. Signora Spaventapasta. Ah, degli stranieri. Eh. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo. Sono costernato, ma credo di aver bisogno di aiuto. Di recente all'improvviso un pianeta biancastro è sfrecciato in cielo alla velocità della luce. I miei 3 carissimi amici corvi sono andati nel panico e sono volati Ok. via. Purtroppo non sono molto amichevoli con gli sconosciuti. Mi vergogno a chiedervi un tale favore, ma non c'è nessun altro nei paraggi. Se possibile, vi andrebbe di cercarli? Certo. Oh, grazie infinite. Davvero, sono così felice. Aspetterò pazientemente il loro ritorno. Come potete ben vedere, senza di loro sono solo un fantoccio conficcato nel fango. Allora, uno era in alto a sinistra, Sì. e già l'abbiamo visto appena entrati. Un altro è qui in basso. Ah, aspetta. Lui sa Ok, parlare Vedi? con i corvi. L'uomo che parlava ai corvi. Ehi. Ehi, bello, vuoi che ti accompagni dal tuo padrone? Dai. Ah, portami da lui, figlio di Troia. Ah, Non mi sembrava No, ci è fosse... nei sottotitoli. Ah, hanno secondo me, aggiunto, ok. secondo me è canon, esatto. Grazie, Una licenza basta. poetica. È già arrivato. Già. Già bello. andato. Ok. È Mano Fantasma, può avere tutte le licenze che vuole. Vedi? Tentacolo fuoriesce dal terreno. Sì, ci ha toccato. Trollpon. Cosa fanno Hiro e Tuborg? No, aspetta. Andiamo ancora. Le Tuborg, buone le Tuborg. Tuborg, solo tu? Wow, mo Ahia. rimane proprio cazzo comunque. Cioè, doveva acciappare la palla a volo, però. E fai tutto il main character degli anime e poi prendi Oh. le palle in testa. Mannaggia. Cioè, 2 cose dovete fare in questo gioco. Andare avanti e prendere la palla per fare gli attacchi così. Dai. 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 Ok. Ho finito di spaventapassere io, Già. Ok, io mo qua c'ho da esaminare la zona a destra. Stiamo finendo di togliere ste cazzo di arance da mezzo. Comunque ci stanno dando bei punti alla fine. Mi stanno rompendo le palle. Pure hai ragione. Ok, Vabbè. 8 expo. Allora, di qua si esce. No, via, andatevene via. Secondo corvo l'abbiamo trovato, manca sta zona qua. Sì. Era quella all'inizio, stava vicino a un fiore. E poi vabbè, sì, quello là all'inizio, dico le zone da esplorare. Ci manca solo sì. sta zona là dove c'è il tavolo da picnic. Allora, E manca Pulito, Omori, Figa. è un'altra possibilità, vai. Omori, No, Mori non sa prendere la palla. Omori. Questo deve No, avere Omori, un'emozione. questo qua è l'effetto della roba. Lui missa e diventa triste. È anche molto strategica come cosa, se vuoi fare Omori triste. Ok. Non usi il turno. Rodolone. c'è il tavolo da... Ci troviamo la sorella. La sorella di chi? Di Omori. Ah, no, lei Sta a usa... terra. Allora, lei c'ha questo bel Il coso a questo picnic. bel Come telo sanno? che
appoggio ovunque, quindi lei butto a terra e prepara il picnic. Sarebbe facile farlo su un tavolo da picnic. No, lei si butta a terra. Allora, Ma no, una mi sto ciambella. mangiando tantissimo. Mannaggia. So Mannaggia. di aver dimenticato la mia ciambella qui vicino. abbiamo L'ho una trovata. Senti, la vuoi? Scusi? No, non la No. vuole, No. quanto Un pare. cartello? Io gliela volevo ridare. Perché lo Spaventapasseri ha vinto un premio? Perché eccelleva nel suo campo. Questo fa poco di parole. Ha fatto pure il rumorino dei tamburi. Sì, Forse perché l'inglese c'elleva fa più nel ridere. suo campo, sai, campo, Sì, sa, campo, forse campo nel senso, l'inglese. cioè, Noi dobbiamo trovare No, ho capito. questo libro delle battute, perché questa è una cosa secondaria da No, completare. brutta cosa. Aliana. Aliana, quella con la mamma puttana. Il cielo è bellissimo, vero? È bello sapere che siamo in tanti a poter ammirare lo stesso paesaggio. Stronzo. Aspetta. Buon, torniamo C'è un al... oggetto qua. Ah, bravo, bravo. Allora vado a prendere il terzo corvo. Vai, Torbjorn. Stavo dentro, dai. Di qua in alto. Guarda che schifo. Tum, tum, tum. Oh no, Sì, è arancino. appena stato Arrivederci. lanciato. Qui c'è la scala. Non è... Dolphin. 2 volte. No. Eccolo qua. Allora. Eccolo il Questo è signor qui. Corvo. Puzzo. E questo è il terzo. Ehi, piccoletto, al tuo amico il signore Spaventapasseri manchi davvero tanto. Posso riportarti da lui se ti va. Fallo per piacere, se non ti è di troppo disturbo. Manca Sapete molto che anche a me. i corvi effettivamente possono parlare? Sì, avevo visto anche un video al riguardo. In realtà. Sono Molto letteralmente figo. dei pappagalli migliori Sì. dei pappagalli. Oltre ad Perché avere hanno una skin voce... più figa. Cioè, perché hanno una voce umana. Sì, Allora, lui Questo si è- trovava sono in super basso. sì, molto figo però Quindi il di corvo, qua ragazzi, sulla secondo me è destra. Sì, cazzo. tutto. Vorrei qua in un basso. pet corvo. Sarebbe Ok. interessante. Anch'io, infatti da quando lo so mi piacerebbe. Guarda, ti I miei sei signor amici Spaventapasseri. sono tornati tutti. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Ora è giunto il momento per me di levare gli ormeggi. Oh, no. Stranieri gentili, vi saluto. Questo qua, ragazzi, questo qua so perché è un errore questo. Lo so. Perché? Slash Il comando vai a capo. No, non quando vai a capo, ma quando richiede l'input del giocatore. Solo che in realtà si scrive punto esclamativo slash. Non slash punto esclamativo. L'hanno fatto al contrario. No! È un'attesa sta di input, quindi volando dovresti via. chiedere di... No! È andato. Dove vai? Dove Torna va? indietro! No! Fu così che non lo rividero mai più. Dovremmo presentarlo all'altro spaventapasseri. Esatto! Pentafoglio. Lo zio. Eccolo. Questo è quello che dà più 5 a fortuna. La Oddio, fortuna aspetta. aumenta con l'energia. E da qui parte Black Clover. Oddio. Aspetta. L'energia è la vita. Sì. Penso di sì. In realtà l'energia è una cosa un po' particolare. L'energia in realtà sono le persone più vivaci. Ok. Quindi più sei felice. Non più sei felice, è proprio una statistica nel gioco che ovviamente le persone più energiche hanno più energia. Omori e Hiro hanno la stessa. Aubrey dovrebbe averne un po' di meno e Kel è quello che ne ha di più, perché è ovviamente un pazzo scatenato senza freni. Quindi a questo punto... Infatti. E dava più 5 a fortuna, tra l'altro. L'ho anche preso. Quindi glielo diamo a Kel, gli togliamo la margherita. Ah no, scusatemi, ma la fortuna aumenta con l'energia è la barra sotto, mi stavo confondendo con un altro oggetto, perdonatemi. Ok, quindi La con fortuna è la barra i punti sotto abilità. così, esatto, con le skill. E quindi, oddio, Aubrey ce l'ha 81. Fortuna a lei. No, Ma non il preferisco difesa juice, più 2. proprio le cose abilità che puoi usare durante la battaglia, sai quella? Che quando ne hai 3 puoi usarle? Quelli. Sì. Ah, è la super mossa.
La super Quindi mossa, più esatto. c'è la le cose barra super- della super mossa caricata, più ti aumenta la fortuna al PG. Ok. Questo però non è male, effettivamente. Il consiglio per aumentarla più velocemente, quella là, qualche combinazione d'attacco, devo trovare qualche Ogni oggetto. volta che prendi danno aumenta Ok, la barra ok. quella. No, e allora, aspetta, c'ho le arance addosso. Allora, Setti, ho completato pure io la quest. Andiamo alla Scale? scala. Ok, Sì, aspetta, così già so dove devo andiamo correre alle un scale, è arrivato il attimino. momento. Allora, Alla Batmobile. Na 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 na. signorina. Ok. Ma quel coso aumenta la fortuna, ma diminuisce vita e difesa se guardavi. Dove No, è diminuisce? perché sostituisce l'equipaggiamento. Ah, sì, 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 è perché cambio quello là che c'ho sotto. Ok, ok. Allora, scale scese. Scale Scale belle lunghe, scese. direi. Ed è Sinistra? Andiamo a diventato sinistra. 2D. Ok, va Bellissimo. bene. Allora, un Pam. cartone. Parti di computer. Una poltrona molto grande. Una TV molto grande. Giustamente. Oh, ciao Oh, Hiro. ciao. Quasi non ti stavo riconoscendo, è così buio in questa caverna. Ho sempre voluto ringraziarti per quella volta che hai accettato di accompagnarmi in quella zona pericolosa. Ecco, prendi questo. Mm. Ora vai, Hiro. Diventa il salvatore che da sempre sei destinato ad essere. Aspetta Te un l'hai momento, fatto apposta. aspetta un momento. Quindi se noi Sappiate parlavamo una con cosa. Omori, Io mo lo provo Esatto. con tutti i personaggi. era diverso. Ok. Allora, Allora, momento. no. Quindi Hiro c'aveva proprio un dialogo unico. Sì. Vai, diventa l'eroe che sei sempre. Ok, quindi c'è. Sì. Allora, Ora c'è. vai, Hiro. Vai ad essere l'eroe che sei sempre destinato ad essere. Attenzione. La situazione sarà Chiamiro. intrigante. Una strana piantana. Ok. Allora, di qua c'è un altro oggetto. Un altro cartone. Minchia. Ma c'è un premio cavallino. Elastico. Voi vi ricordate, aspetta, prima di parlare, cioè di Già è interagire con il partito. premio. Ok, aspetta, già è partito, però stavo parlando con la No, con talpa. il premio, con il premio. Ok. Voi vi ricordate che premi aveva il centauro, vero? Cavallo più piccolino. Sì. Che il Sì, ce n'aveva cavallino più tanti, infatti me piccolino, l'ho eccetera, ricordato un eccetera. attimo. Va bene, va bene. Era, aspetta, secondo posto. Come cavallo più... Cavallino, non mi ricordo il nome. Era comunque un gioco di parole Comunque era sul fatto arrivato del secondo, cavallo cavallino. in ogni caso. Noi Bublotalpe siamo creature molto intelligenti. Mm. Avrei dei dubbi in merito, però va Vediamo. bene, va bene. Allora, Il il più più cavallo, primo posto. Lo ha vinto lui, e non il Come fa? centauro. Una bulbotalpa. Talpa coloniale, tra l'altro. Io credo che il concorso sia falsato. Sì. Mi sa che Non è l'ha pagato, possibile questa cosa. Sì. Il più No. cavallo. Però effettivamente se ripensate lui è proprio un bel cavallo. È un bel cavallo. Non credo, però va bene, va bene. C'è chi si sente un gatto, c'è chi si sente un cane, lui si sentiva un cavallo e ha vinto il premio. E succede anche questo. Però Vincenzo, ci hai pensato ad una cosa su questa mappa? Sono riusciti a fare una mappa 2D Sì, su RPG con Maker. RPG Maker. Sì, perché tu imposti il tile set e gli metti che su questi non si può camminare. Lo disegni a modo e... Cosa molto particolare? I tileset non sono messi su RPG Maker. La mappa non è fatta su RPG Maker. Ah, ok, quindi è disegnata solo la parte di programmazione, mettiamola così, è un Esatto, semplice bravissimo. sfondo. Esatto. Buonasera, Corriere. Ciao, fratello mio, Corriere, come stai?
Salve È arrivato il viaggiatore. corriere. Benvenuto Salve alla- corriere, salve. È umile e piccola, ma è mia. Giustamente. C'ha anche lei un canestro, tra l'altro. Gioca a Ciao, basket. ciao. Su questa luna c'è l'usanza di giocare a basket, a Piace quanto il pare. basket. Ah, corriere, cosa molto importante. Adesso con la sub c'hai pure le emoticon nuove che ho messo. C'è anche la foto di Setti in tanga. Ricordiamola No, sta Sì, cosa. vabbè, non ma sapevo quello di lo questa sa cosa. già. No, lascia fare. Lascia fare. Interessante. Ma sei Con questo fatto mi che fai la appare sub, troppo giusto. spesso il basket. Oh, evidentemente il basket va forte. No, Forse secondo me un passatempo di soffi, sì. ma Salve. ce l'aveva in camera. Soffi, Questa bellissimo. bulbotalpa è incollata con una super colla al muro. Si è... si Mo su cazzi tuoi. mi Sì, dispiace, come cazzo fa scende così da la là? vita. Tocca. Allora, qui c'è un altro oggetto delle pile esaurite. Però sono esaurite. Funzioneranno? Minimo. Non credo. Le possiamo caricare forse. Dove? Un culo. Non penso si Non ricaricano lì. penso. Vabbè, io ho provato a dare un'idea, ragazzi. Non c'è bisogno di Mostra una essere lampada. Corriere dice già la ho, la Molte foto bulbotalpe. di Setti in tanga. Ed è stranissimo vedere una foto di Setti vestito. effettivamente. è vero. Perché come avevo già detto nella mia La convinzione leggenda del sono Setti. costantemente nudo. Sì, sei costantemente nudo, sì. Interessante, questa cosa andrebbe approfondita, secondo me. Questo dove abita c'è un aumento delle gravidanze sì, e sì, cose sì, varie. sì. No, capisco un attimo la Setti situazione. il Ok, nudista. vabbè. Un cazzo di guaio. Grazie Sir per il follow, grazie mille. Adesso poi Bravo, bravo, sir. Bravo. Bravo. Ah, ma poi Bravo. abbiamo l'altra visuale. Certo. Ragazzi, cioè, ma ci quale sono cose le tante facciamo? qua. Amica Bau micio micio, ma qua davvero stiamo facendo? Tornato anche Bau micio micio. Allora, io esco, Setti, perché a questo punto non penso sì, possa sì, andare da esce. qualche altra parte. E Quindi adesso dove andiamo andiamo? all'uscita tutta a destra. L'unica uscita Ok. che ci manca. Posso mandare a fanculo queste arance se mi attaccano di nuovo? Posso? Oltre che si sente con la voce Fanculo. molto più forte, lo so. Purtroppo la mia voce sul Discord di Vincent si sente poco. Non si sa Vai. bene ancora oggi. No, perché Discord ogni tanto caccia delle Discord cose, aveva ragazzi. delle fattezze strane. Allora, E siamo siamo ritornati tornati, all'inizio. sì. Quindi E abbiamo adesso è il visitato momento tutto il pianeta. di curarci, ovviamente, e andare a consegnare il mixtape speciale. Pirati Cavalla. spaziali. Cavalla, mi sa che qualcuno mo si incazza. Allora, prima di tutto, cibo spaziale. Sempre il cibolco. Certo, cibo spaziale, il cibolk. Terribile. Cibolco. E vedi pure il set sta entrando negli emboli. No, ma io parlo sempre così, è una malattia seria. Giustamente, è con noi che No, giustamente ci sono sei persone che ci normale, hanno criticato per questa cosa. Tubor. Non Ma facciamo scherza. nomi. No, non facciamo nomi. Ma chi è che, No, che ma- critica? È divertentissimo. Lascia fare. Io sto una vendendo persona tutto brutta. comunque alla macchina di riciclaggio, intanto che ci sono. Sì, andiamo sì, a siamo vedere andati tutto. pure noi qui perché a questo punto... Ma uno alla Io non mi volta, posso... no, tutte insieme. Sì, Vabbè, perderemo un No, po' di no. tempo qua a questo Ma punto. non si può skippare, Master. Ah, sì, si può fatto, skippare, basta che spammiate. Ah, X, ok, o ok. quello che usate voi, insomma. Z, noi usiamo Z. Ma davvero? State giocando con tastiera? Sì. No. No, settima, sei pazzo, per piacere. Dai. Era la battuta, ma mi sono dimenticato che giustamente si può È giocare possibile, anche con la sì. tastiera. No, senti, perché tu devi sapere che Gianmarco Qualcosa di qui diverso? non ha mai avuto un PC, quindi l'uso No. del computer di certe Sì. cose, capi? Non fanno No, parte io della non sua è- routine, non è quindi... per me. Non è Comunque il proprio per me. Sir dice c'è qualcosa di diverso tra questa schermata e quella di Vincenzo. Sì, il fatto che mano per me è molto più grande perché io non ho lo sfondo trasparente e quindi ce l'ho più... Non potevo metterla dietro di me come per Vincenzo. Senti, tu già rompi i coglioni qua con mano. Ah, Mo vai pure negli anzi, altri canali a no, rompere con le Sir. altre mani, Ser. No, Sir dice Scusami. proprio un'altra cosa. Dice proprio nel riquadro sotto la cam da lui non c'è il gioco della tua visuale. Che vuol dire questa cosa? Non sto capendo.
che io nella live c'ho sotto il tuo gameplay nel quadrato vuoto e tu non ce l'hai. Io sto vedendo su OBS, cioè c'è il mio a sinistra e il tuo piccolino sotto la schermata. Tu mo Sì, stai parlando? sì, sto facendo cose. Ok, Stai dicendo? io lo vedo. Eh, Ecco, allora devi capire una cosa di questo essere mitologico, metà uomo, metà Aspetta. moderatore, che poi non... Quando ti dice una cosa, dubita proprio fortemente. Vai In live proprio... si vede, però su OBS Penso si di fa sì, sì, live. questo è quello Ma che guarda sta andando in te, live, quindi... mi ha dato pure un equipaggiamento Ma tu guarda un po'. la macchina. Vai, no? Proviamo l'equipaggiamento anche noi, dai. Ah, Speriamo non che ci non sia dimentichiamo gas. che tu la schermata me la stai streamando con Discord e Discord abbiamo visto che ogni Sì, tanto infatti. fa cose, quindi Funziona bene Discord per vedere così. Sì, assolutamente. Non ha nemmeno un problema, nemmeno uno. Cioè, Assolutamente, stai Sir, vieni scherzando? qua, non disturbare la chat di Setti, per piacere. no, ormai è Non tardi, fare già sta casini, non ti fa disturbando. Molto più riconoscere siamo pure in là, per movimento. piacere, ma ci ha dato una torcia anche a noi. Ok. Bottiglia di... Con Oh, però questo- Noi facciamo... queste facendo cosine così compriamo. stiamo facendo diventare Sir un virus. Hai uno Si propaga schermo in nero giro. sotto tu. Com'è possibile questa cosa? Aspetta, fammi aprire un po' telefono. È Discord che rompe il biscottino. Che cosa è Che è successo? successo? Mentre che Il corriere, men- salve, Salve! salve. il Corriere è Grazie mille per il follow. Ok, è uno degli OG, perfetto. è il mio Allora, OG lui. aspetta. Lui è il mio Grazie. OG, è letteralmente, credo, il mio primo follower su Twitch. Mamma, il corrierone. Sir, È si vostro vede adesso coetaneo. perché io qua lo vedo. Ah, oddio, fra io e Enzo ci passiamo un bel po' di anni, È Senti. coetaneo di Enzo. Ah, Ok, tu sopra la chat, lui no. perfetto. Sì, ora si vede. Ok, ok. No, è Discord. Domani lo disinstallo e lo No, faccio una bella pulizia denunciamo perché Discord. caga un po' il cazzo ogni Ah, volta sta cosa. Comunque, mentre stiamo riciclando le cose, io ho una domanda molto importante da dire. Vadi, dica. vadi. Preferireste avere bacon infinito, ma niente videogiochi, o Ok. videogiochi infiniti, ma niente videogiochi? No, No, aspetta, c'è un trucco qua perché videogiochi c'è... infiniti, ma niente videogiochi. Senti, che vuol dire? No, la ripeto. Bacon infinito, Ok, ma Ok, niente videogiochi, ok. ok? Che è semplice. Sì, è E questa qua, sì. videogiochi infiniti, sì. ma niente videogiochi. No, Cosa aspetta, Secondo me preferiresti? con la seconda ci sta no, fottendo. è un'inculata, infatti. Eh, No, no, ha senso. Cioè, avete videogiochi infiniti, eh? cioè con la seconda avete videogiochi infiniti, Ma ma finisci niente la frase, videogiochi. però. Videogiochi infiniti, ma niente video... scusami, perdonami. Se i videogiochi Sì? non ci sono, ok, ma per noi sono infiniti. L'infinito di zero Esatto. è zero, quindi non ci sono. La devi No, prendere under culo eh, dopo perché... A quel no, punto mi... è proprio, cioè tu c'hai i videogiochi infiniti, Eh? ma niente videogiochi. Ma non possiamo restare Oppure, così come No, no. stiamo e ci troviamo bene e No, no. continuiamo così. Cioè, Non stiamo sto a riciclando questo pure degli punto. oggetti e stiamo facendo un po' di pulizia nel mondo. Non sto in Quindi va ad bene anche esempio, così. Sir allora, Sir mi scrive, mi dice, mi Oh, il scrive che mi corriere sono pure confondo. scadute, secondo me, perché c'è proprio un problema Hai alla detto, base. hai detto videogiochi infiniti, ma niente videogiochi. Io ho detto bacon infinito, ma niente videogiochi. Mm. Oppure videogiochi infiniti, ma niente videogiochi. Secondo me si è bloccato 7. C'è un bug No, di sistema, secondo me. ci avrà un C'è senso No, sta un Sir, cosa. giochino... Sir non aveva capito. Sir non aveva capito. Io l'ho ripetuto. E questa è una cosa normale. Quindi vai tranquillo che è già così. Succede spesso. Quindi, spesso e volentieri succede questa cosa. Succede molto spesso, purtroppo. Anzi, tu se vedi che non che capisce troppe cose insieme, preoccupati un attimo se te lo trovi sul canale perché No, niente, è un problema, bisogna riavviare, mi dice Sir.
Sì, sì. Ma No, perché devo riavviare? Ha scusami, senti, senso. tu che scegliere, cioè, che cosa... Spiegami la seconda a questo punto, perdonami. Perché io la seconda mi sarei aspettato, vuoi più videogiochi e niente bacon, e Eh, uno dice cioè, ok, poi scegli. quello, quell'altro. Ma tu mi fai il trucco, prima mi fai vedere i videogiochi e poi no, non te li do. Che cazzo di patto è? No, non è che io te li do e poi non te li do. Ok. Io ti do videogiochi infiniti, Mm. ma niente videogiochi. No, il problema c'è sempre. Senti, mi dispiace, ma credo che non stiamo capendo che cosa ci No. dici. Ma è chiaro quello che vi sto dicendo. No, ragazzi, No. ho scoperto una cosa incredibile. Allora, Che cosa? Se parli con Iro nello shop ti fa gli sconti. Ma non è giusto, aspetta, che vuol dire? giustamente lui c'ha lo Non charme. lo sapevo. C'ha lo charme. Aspetta, Aspetta, aspetta. aspetta, No, l'ho risposto, no, volevo leggere. Ma molto proprio No. scaduto. Voi cosa proprio... scegliereste? Allora, senti, io devo capire. Allora, tu che cosa sceglieresti? Partiamo da questo. No, Tu che ma scegli? io No, posso no, cosa inizia a sceglierei. scegliere tu, inizia a Devo scegliere tu. scegliere io. Io sto facendo qua, aspetta. Allora, Scegli tu, scegli. senti, devo dire, Ok, io ho riciclato tu. siccome la seconda non l'ho capita e mi sa di inculata, io nel dubbio, se devo scegliere, metti caso che viene la guerra o succede qualcosa, io il cibo ce l'ho. Quindi a quel punto, bacon infinito, sto tranquillo. Anch'io sceglierei la stessa cosa. È il baconone. Ma perché amo il bacon. Capì? Cioè, se serve, cioè, tu sei il maestro delle serate panino. Cioè, tutti ti amano. Tu vai Capito? là, però tu penso che sceglieresti. E posso fare una cosa bilanciata, un po' di bacon, No, un po' di non videogiochi fare e vado il bello solito- tranquillo. solito minchione, devi La domanda scegliere non è o quella. A o B. Senti, mi sa che ti hanno infilato un chiodo nel cervello come un treno. No, ragazzi, Sì, mi è arrivato pure un po' frontale il treno perché c'è proprio un bug nel sistema che non si capisce. Ma è una domanda che ti è venuta adesso? È una cosa che pensavi da tempo di No, chiederci? è un mio meme. Cioè, non è un mio meme, in realtà viene fuori da uno streamer. Oh mio Dio, ho rubato questa cosa da uno streamer, incredibile, ragazzi, sono un falso. Ok. Uno streamer americano che ha tirato fuori questa cosa quando l'ha detta, io sono morto dal ridere. Io mi sono pisciato addosso dal ridere. No, perché io stavo pensando di chiamarti in ambulanza perché ho detto c'è qualcosa in setti che si è un attimino bloccato e c'è un errore di Sì, ma connessione, no? quindi la seconda che vuol dire? Comunque, che cosa vuol dire Non questa vuol dire cosa? niente. È la solamente supercazzola, è la La supercazzola, sì, sì, sì. supercazzola. Però la prima è giusta, cioè tu scegli la prima, vai Sì, sicuro. è giusta. Ma anche lui sceglierebbe la prima, quella che l'ha creato. Quindi, vedere. Effettivamente. Allora, noi La dobbiamo scelta andare giusta. dai pirati, quindi Poi inizio ad comunque, andare ieri sopra. abbiamo passato, io ho Ok. fatto after a Milano ieri e ho fatto Mhm. ed è partito un preferiresti tutto da questa domanda che ho fatto ai miei amici e l'altra domanda era: preferireste andare ad un party ad una festa, discoteca, qualsiasi cosa, con solo minorenni Ok? o in una festa senza maggiorenni? Ah, ok. Allora, noi per un dato di età ci escludiamo dalla competizione così non c'è nessun rischio e Ma è siamo la stessa salvi. cosa, esatto. È È per appunto, quello che fa ridere. noi non veniamo, ci dispiace. Vabbè, io forse ancora. Possiamo mandare un regalo al massimo, però meglio di no, meglio di no. 26, 26, 17 forse è un po' too much. 9 anni forse sono un po' too much. Cioè, non per noi perché siamo tranquilli, però hai capito? Letteralmente non veniamo. Poi mandiamo un regalo, qualcosa, Vai. non lo so. Allora, Proviamo. io entro nella tocca. casa astronave Ci siamo. e gli vado a dare il Mo mix. succede bordello. Fa tutto in automatico. A posto. Non ci credo, ce l'avete fatta. È un po' sporco, ma è proprio il mixtape speciale che stavamo cercando. Grazie mille, ragazzi. Ma questo per chi ci ha preso? Con Non ho questa potremo finalmente svegliare Space Boyfriend. Kel ha infilato la mano nella tua tasca e ha preso il mixtape speciale. In realtà abbiamo delle brutte notizie. Ci è giunta voce sul rapporto tra Space Boyfriend e Sweetheart. Ecco,
A quanto pare si sono lasciati. Che? Davvero? Stavolta sul serio? Oh no. Perfetto. Questo Ok, ho significa collegato di che nuovo il tablet così ho entrambe le live. Bravo, Ah, sir. potentissimo, sir. anche se ascoltasse il mixtape speciale non si alzerebbe più dal letto. Ehi Space Boyfriend, abbiamo qui il tuo mixtape speciale. Niente. Potresti almeno ringraziarci. Ehi, non essere triste, non siamo sicuri sia vero. E anche se fosse, non sarebbe di certo la fine del mondo. La gente si riprende sempre dopo una rottura. Sono sicura che sarà così anche per Space Boyfriend. Ci sono, metterò ad alto Oh, volume eccolo il qua. mixtape Mettilo. speciale. Così si sveglierà. Sta arrivando, Se le cose stanno così, dovremmo gettarlo. Potrebbe essere troppo traumatico per lui ascoltare nuovamente quelle canzoni. Omori, dallo a me. Lo terrò io. Ma ce l'ha Kel. Omori, Vabbè, tiro lascia ha infilato stare, la è mano tutto nella di tua tutti. tasca. Ma si fa Eh? strucchiando nelle Dov'è? tasche? Ma l'ha Che detto, stai nessuno se lo facendo? stava catando, infatti. Vabbè. No! Sveglia Space Boyfriend? Oh no, ho un brutto presentimento. Mm. E qui parte la boss fight adesso. Che cosa è questa? Trambusto! Dio, cazzo! Infernale! Oh, minchia, era diventato Batman, Moon Knight. Dannazione, Kel, guarda che hai fatto. Muoh. Tremate ora che sono sveglio. Un attimo. Ma Oh cazzo. il teletrasporto. Ah, anche il teletrasporto. Molto meglio. Ora, dov'ero No, mi devi fare pure la risata, scusami. infatti, Scusami. No, scusami. Sto Ecco, attento? va Molto bene, va meglio. bene. Ora, Un 6. dove ero rimasto? Ah sì. Fa- Stupidi bambini, finalmente ho smesso di fingermi malato. Va bene. Quanto ero patetico. Quanto è vero, i sentimenti sono per i perdenti. No. Quella strega di Sweetheart. Sì, Sbagliate sì, ad avermi certo. lasciato. No. Sì, sì, ho fatto di tutto per lei. Di tutto. E lei mi ha lasciato così. Non ti ama più. Quella ingrata. Quella piccola carogna. Ah. Ah. No, non spara sul letto. Devo dimenticarla. È narrata la mia vita. Anzi, la andrò a trovare e la elimerò dall'intero universo. No. Mi sembra un No. pochino troppo. Prendiamo le distanze. Sembra un pochino Scordatelo troppo. Space Boyfriend. O forse dovrei dire Space Ex Boyfriend. No. Boom, è morto. No. Interessante. Volete sfidarmi? Sapete almeno chi sono? Il capitano dei pirati spaziali. Io volevo solo completare Controllo la tutti quest. i pianeti del sistema solare. E posso volare alla velocità della luce. Il potere dell'intero universo è mio. Bla Vabbè. bla bla. Parla quanto vuoi. Non abbiamo paura di te. Se pensi di andartene in giro come ti pare e combinare guai, dovrai vedertela prima con noi. Oh, è questo ciò che volete? Contenterò. Ve ne pentirete amaramente. Fatevi sotto, feccia terrestre. No, razzismo, Allora, nel dubbio, a mammata. Vabbè, partiamo dalle Schiaccerò basi. tutti. Bello. Cioè, sei andato in giro Bello. nella monnezza, Sentite nella la host. spazzatura per prendere la cassetta per te. È un trippone Mm. spaziale. Allora, questa qua è un attimino più impegnativa. Facciamo così. Attacco. Toccata. Iniziamo a far arrabbiare lei e... Attacco normale. Sembra che abbia i cerotti sul cuore. Ha i cerotti sul cuore. Ce l'ho Sì. sul Esatto. cuore. Perché No. sono ferite dell'amore, È esattamente. ferito dalla... No. Ex boyfriend. No.
Boom, una cappata in petto. Mamma mia, grande Hiro, 19 danni, mamma mia quanto sei forte. No, è un mostro. Incazzare ancora di più lei. E tu mi fai... Prenditi un pochettino di danni. Attacca a me. Ehi ehi ehi. Ok, l'energia sta tenendo. Boom, 103. No, vabbè. Madonna, Lui quanta comunque è vita c'ha. duro. Potrebbe essere una gimmick fight. Mm, Magari a una certa si calma. Io ragazzi ho fatto 550 danni a Space Boyfriend con un attacco. ma stiamo Ma giocando lui che allo ti è stesso messo modo. addosso Ma che che c'ha cazzo sta sta roba che fa facendo? tutti sti danni. Cioè abbiamo una furia a 2, la zuccata l'abbiamo fatta. Ma che dobbiamo fare di più? 550. Mi dovevamo mettere pure anche a lui perché così prende pure lui più danni e poteva aumentare la cosa, però c'è rabbia è un po' rotto. Ricordati che lui è il nostro maestro, quindi Io so se noi tutto, siamo ragazzi. allievi facciamo Sì. 100, lui è Vabbè, maestro, fa giochi 500. diversi, dice Ser. In che senso? Ma io non voglio sapere, vabbè, vaffanculo, Ser, vabbè, non c'entra niente. Vaffanculo. Leggeteli voi i dialoghi che dice, perché io sarò avantissimo. Io Non ti praticamente tra preoccupare. 3 turni ho finito la boss fight. Capito, però Oh. ci sembra neanche il caso di mortificarci Senza così. Cioè, noi, Senza senso, dai. cioè, ma vuole iniziare, noi siamo più giovani, quindi siamo più intelligenti, più veloci, vabbè. 50 danni, Vabbè. ok. Ma cazzo fa 500 di danni? Vabbè. Oh, si è incazzato. Mi sento ribollire dalla rabbia. Non potete placarla. SpaceX Boyfriend si è arrabbiato. Non può più diventare felice o Mi dicono triste. quanto se la tira. Vabbè. Ok. Però non ha detto che non può ritornare neutro. Io quello stavo pensando, volevo usare l'abilità per farlo tornare normale. Quello si può fare. Tra l'altro dovremmo mettere la tristezza io oggi per farlo tanto meglio. Se devo fare paracolpo. Allora, aspetta, facciamo così. Tu zucca fino a quando non c'è domani. Vai, grilletta oggi. Sentite che host stupenda, però cazzo. Allora, è molto figa l'osso. Allora, iniziamo a fare qualche Vabbè, cura. Gli ho fatto 1500 danni. Ho capito, però, mi sembra un attimino esagerato. Ma che Ho cazzo? finito la boss fight in 3 turni. Vabbè, noi al massimo facciamo 104. Quando ci impegniamo. È quello che ci rappresenta. Io ho fatto letteralmente 1500 danni. Vabbè, boh, c'è qualcosa che non va comunque. Tutto ciò, ok. Qualcosa che non abbiamo capito. In realtà ve l'ho detta prima. In realtà. Vabbè, detto una cosa tipo il giusto setup. Con le Sì. Quando cose. stavamo al lago. Ok, No. giusto setup, ok. Però, cioè, perché come fai? Appena Allora, finisce iniziamo la a capire boss fight, quando lo ce l'ha dico. detto. Ok. Oh yeah, cazzo duro. Ho saltato l'ultima fase. Oh, 109. A questo punto prenditi 3 danni. Zuccata. Sì. Visto che adesso fai più danno, facciamo così. Corriere, il corriere dice: ho notato adesso il dito medio che esce dal riquadro sotto. Mano fantasma. Quello è Mano fantasma. È il ragazzo che sentite. Prego, presentati. Sono La proprio io. voce, esatto. Proprio lui. Salve. Muovo anche la mano. Guardate là. Uno. Perché lui è Mano fantasma. Sì. Oh no, si è incazzato ancora di più. Oh no. No, suca però. Succo. Ok. Muri. Il succo è praticamente finito. Sì, siamo nel cappone. No, no, no. Cacca, immensa cacca. No, niente cacca, Feci niente dappertutto. cacca. Non. Vabbè ragazzi, noi nel mentre ci Allora. guardiamo, non lo so, una reaction. Cioè facciamo una reaction nel mentre che loro finiscono.
Cioè, non solo ci deve umiliare che ha finito prima, ci deve anche mettere alla mercé degli altri e No, è che lui offenderci e cerca prenderci in giro. la No, no, va bene, va conoscenza bene. che noi non abbiamo, Va perché bene. non abbiamo, io devo capire che si è messo addosso questo che ha fatto tutti questi danni. E guardiamo Perché tutto non ha Dragon Ball GT. Secondo me, con il tempo che finiscono la fight, ce la facciamo. Queste sono offese, Enzo, però potresti Qui- giocare meglio. Allora, quando va bene siamo entrambi sulla nave. Che Quando cazzo. va male, Che giustamente, cazzo, gioca no, ma c'hai bene. ragione. No, no, c'hai È ragione. colpa di Sembra Vincenzo. giusto. È Te l'ha anche giustamente. detto prima, devi fare il coso con la No, no, ma è Gereggio. giusto, giusto. Dai. Pungatela, mamma puntata. Questo mi sembra un pochino esagerato, eh. No, 117, ok, l'attacco sta iniziando a salire un pochino in più. Ok. Io provo un po' più. non ho visto Allora. Dan. 1, 2, 3, 15, sì, ce la fa. No, a questo punto ti fai. Questi ne abbiamo 5. Prima ci ha detto quella cosa del caffè. Per la velocità. Ho capito. Però non capisco comunque come si riesca ad arrivare a Mm. danni. Allora, Se tipo 300, diciamo che 400, uso questa ancora li capirei. e do un po' di energia a tutti. Ma io ti ho solo fatto svegliare, ma che cazzo vuoi? Umana, Sì, a te e tua sorella. Via niente. Sì, 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 va bene, va bene. Preda all'ira. Aspetta. Lui quindi è come Omori. Lui c'ha 3 stadi. Quando torniamo nel mondo reale, vediamo se nella stanza di Sunny c'è qualcosa relativo a qualche astronave, qualcosa Sì. così. Sì. Allora, tu attacchi così facciamo Vai, l'attacco io fa la speciale. barra, così. Perciò. È proprio male. Con te facciamo non la zuccata, ma 4, 2. Mi risparmio pure gli altri oggetti per dopo. Più un cucina ad Omori. Questo potrebbe sembrare all'apparenza un problema. Potrebbe. Potrebbe. Giustamente c'è lui a terra e non possiamo fare l'abilità. Sarebbe bastato un turno. Sì. Va bene. Però aspetta, resta prima Hiro. Ah no, aspetta. Vuoi tornare indietro? Sì. Allora, il primo che attacca però mi sa che è Kell. Perché lui è il più veloce. Quindi in teoria dovresti restare prima lui con Kell e poi finirlo con gli altri due. Perché se fai il resto con Omori attacca prima Kell. No, ma mi faccio un giro tranquillo. Un giro di difesa? Sì. Ok. No, faccio addirittura così. Turbo. Ma giusto un po'. Allora, aspetta. Com'è che sta andando? Io sono mutato che parlo con la chat nel meno. Voi cosa sta andando? No, ma morto. manca pochissimo, è Abbiamo morto. la Bene, barra bene. 10 del super attacco, magari è morto. Tutto bene, Dragon Ball GT, vi siete divertiti? Tutto a posto? Sì, molto bello. Mi piace un sacco ok. Gogeta Super Saiyan Vabbè. 4 a me. Vabbè, questo è l'importante. Sei triste.
Che cazzo comunque. Aspetta, no, solo una botta. Ecco qua. Rilascia tutto. Se non muori adesso, È il momento. se non muori adesso, Dell'amicizia. Ragazzi, voi avete pure utilizzato il super attacco, cioè proprio... sì. Vabbè, era morto comunque, era per concludere in bellezza. Ma era per fare il finale, capito? Giusto. Quello bello. Ecco, 2,40 e vai giù. Avete fatto 2,40, Vaffanculo. avete fatto meno del mio secondo turno con un solo personaggio. Sì. Cioè, capito? Ma c'è qualcosa che non va perché Neanche a non è di che possibile. bravi avete terminato con stile il combattimento. No, subito ci fa una Magari mazzata. Siete Vabbè, bravissimi, vabbè. ragazzi. Grazie. Ma siete con molto le bravi. patate. Guarda che c'è Vabbè. gente che non riesce a farlo a primo try, eh. Beh, glielo dico? Vabbè, Ser dice che... Ve lo dico. Ragazzi, io ve l'ho detto prima. Basta Kell, Estasi, caffè, grilletto rapido. E fa tutto lui. Fa tutto lui. Ah. Nel turno di setup, Vengo sul- al posto di Sì. attaccare direttamente, fate flex, che aumenta sia la precisione, che aumenta i danni. Quindi fai dei danni assurdi. Dobbiamo provare. Prossimo boss. Io ho fatto grosso, 500 e 1500. No, ve lo vieto di utilizzarlo. E noi vaffanculo. E mo ciucciami le palle. E mo lo dobbiamo Ve lo fare. cioè, no, allora, ve lo lascio fare, ma solo una volta per fight con il boss. Quindi dovete scegliere voi quando farlo. Non Aspetta, ve lo io faccio te la fare, rilancio ve lo ancora dico più due volte. bella. La possiamo fare una volta sta cosa in tutto il gioco. Lo stavo pensando anch'io, solo che non sapreste quando usarla. Perché sennò, secondo me, la Quello è il testa bello. così tanto E quello è il che bello. non dovreste- Scusami. Contro i Scusami. nemici normali potete utilizzarlo se volete. No, no, no. In qualunque... Allora, ci concedi in qualunque fight presente nel gioco? Qualunque fight presente nel gioco potete provarlo che non siano boss. No, aspetta, scusami. Scusami, No, no. no. La prova che poi i gratuita boss, nei fight però il normali. boss, no, aspetta, però nei boss Aspetta come che mo detto, troviamo un lo potete accordo. utilizzare Setti solo è una volta. persona ragionevole. Setti è una persona È ragionevole. la stessa cosa che ha detto Vincenzo, solo che ve lo faccio provare anche su altri nemici, così almeno lo provate. No, 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 una volta secca. Non vuole Una volta Assistiamo al potere e poi non lo tocchiamo più. Il Solo una potere è volta. assurdo. Appunto per questo, capi? Poi diventa normale se lo usiamo tante volte. Noi mo sappiamo che abbiamo sta cosa che fa 1500, capi? Vabbè, Sì, vabbè, 1500 continuiamo. livello 10. A livello 10, giusto? E ho saltato, ma io vi giuro, io primo attacco ho saltato da normale, non ad angry, ad incazzato, e da ad incazzato io ho saltato l'ultima fase. L'ho ucciso direttamente. Che giustamente se ti Allora, prendi Perché ero 1500. pure super efficace e ho fatto pure crit, quindi proprio... Dobbiamo stabilire un'altra cosa, però. Ok, prego, prego. Questa combo funziona se Setti mi Sì. conferma la mossa là, cioè fai la flessione, ti prendi il caffè, fai la flessione e poi fai quell'altra, fai la mossa del letto cazzo. Ok? Grazie Trovato? Zer per la sub. Quindi, Io non capisco perché non mi partono le sub giuste. Aspetta, adesso devo Ma andare quella- su Streamlabs e fare- Serve oggi Darti mille ultimamente della sta pazzo. Comunque, dato Natale che si avvicina, la combo alberghi è questa, pieni. però quelle sono due mosse. Ok. Cioè, se noi dobbiamo fare male, avrebbe senso usare una mossa che ti setappa e poi fai la... Non usiamo il caffè perché il caffè che ti aumenta la velocità, penso pure di parecchio, ti fa però non ha senso Sì, come fare credo che sia un danza per spada. 5 di velocità. Capi, quello è un per 5. La versione Credo, standard adesso la possiamo controllo. usare flessione più la mossa dopo, perché è un setup normale. Se siete d'accordo, perché sennò non aveva senso. Ma noi stiamo parlando della super combo da Super 1100. combo, La il versione caffè per normale 5 non penso la pensa. possiamo provare tranquillamente. Quella non ci sono Standard, se problemi. no, master. È Tranquillo. un 4 per di velocità. 4 per Hai assai, capito? caffè, 4 per Però, assai. Allora. però ragazzi è stato fissato nella versione console e fa solo per 2 al posto di per 4. Mamma mia, è Noi distrutto. fortunatamente siamo su PC, Vabbè. quindi questi problemi Quindi, non li setup abbiamo. normale si può fare. Ok, È giusto. ok. Dai, il setup Praticamente nel normale. turno cos'è che fai? Fai con Omori, gli dai il caffè. Con Obri lo fai diventare ancora più felice. Lui usa Flex e con Hiro utilizzi il sorriso e gli debuffi l'attacco. Capito? Ok. E il turno dopo tu fai tutto quanto normalissimo, però fai grilletto rapido e lo distruggi di botte. Vabbè, ma dopo proviamo sta cosa allora. La versione Anche perché- standard. La versione Sì, standard siamo ancora in non orario, a mostata. Che ore sono? Sì, Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, così è Vai. successo.
Dove Ma sono? va. Chi siete? Che facciamo? Bentornato tra noi. Come ti senti? Oh, ciao. Mi Ah, chiamo Capitan Spaceboy. è Space È un Boy. piacere conoscere... Au, il mio petto. Stai bene? Prima ti sei un po' arrabbiato, quindi siamo stati costretti a combatterti. Ah, capisco. La mia altra metà deve aver avuto il sopravvento. Mm. Vi chiedo scusa. Sono sicuro che foste nel giusto. Spero solo di non avervi causato troppi problemi. Mm. Ultimamente sto avendo difficoltà a controllare le emozioni. Faccio del mio meglio a tenerle a bada, ma diventa sempre più difficile. Sweetheart era l'amore della mia vita. È quasi impossibile immaginare una vita lontano da lei. Mi sento così vuoto. Questo mixtape speciale è una raccolta delle nostre canzoni preferite. Ci ho messo così tanto amore nel realizzarlo. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi per avermelo riportato. Alla fine si tratta sempre di un ricordo, bello brutto che sia. Non mi sono raffreddato tutto d'un botto, sono dislessico, semplicemente. Ogni tanto mi inceppo, sir. C'è problema. Tranquillo, non è stato difficile. Beh, non molto almeno. Kel, hai carriato la mia run, quindi non credo proprio. No. Senti, aspetta un secondo, aspetta un secondo, senti. Che Cristian ha detto fai presto e devo scappare, quindi rispondi un attimo, se no va a finire casa in cazzo pure. Tu martedì ci sei? Momento solo, Per scusa. Che rumori? forse domani No, no, aspetta, salta. no, 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 aspetta, a Cristian, non a Christian. te, a Ah. Cristian, aspetta. La news più importante della... Devo scappare. Aprimi un po' la chat meglio per piacere. Aspetta. Ok, allora ti faccio sapere domani forse sul tardi se lo facciamo oppure no. Se vedi che non ti faccio sapere niente, lo facciamo in automatico martedì. Anche se non te lo meriti, però va bene. Dovresti aspettare almeno 13 anni. Quindi tieni d'occhio il telefono verso le 8 e ti do conferma al massimo per le 9 lo facciamo. Grazie mille per essere accorso. No, come no? Che... Gli abbiamo detto che non gli Ci sei? facciamo contro Collabora. domani. Aspetta un attimo. 13 anni. No, su Cristian devi aspettare. Porca troia, che devi aspettare? Io non ho aspettato un cazzo, e quello è vero. Però quello non c'entra. Tu già la devi pagare per l'ultima puntata, quindi va bene così. Vabbè. Ci sentiamo Buona domani e serata, ti faccio Cristian. sapere. Grazie mille, Ciao, Christian. bello. Prego, Setti, scusami. Continua. Aspetta, Niente. vabbè, torniamo alla schermata. Che se no non andiamo avanti col dialogo. Felice di averti aiutato. Per oggi, pensa solo a riposare, intesi? Ho paura che nemmeno tanto riposo possa guarire un cuore spezzato. Devo trovare un altro modo per dimenticarla. Cioè Space Boyfriend, mi dispiace davvero tanto, ma ho delle bruttissime notizie. Il tuo pianeta preferito, Plutone, è scappato e non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Già. Non so Ti prego, dove... non essere arrabbiato con noi. Ci dispiace tantissimo. Per favore, abbi pietà. Eccolo là. Eccolo lì. Il buco. Oh, fa niente. Non vi preoccupate. Immagino che anche i pianeti si annoino a ruotare intorno al proprio asse. Forse non era nel destino di Plutone essere un pianeta. Sì, perché poi Plutone è un satellite. Esatto. Cosa? Davvero? Quindi non sei arrabbiato con noi? Sul serio, Capitan Space Boyfriend? Ovvio che sì. A proposito, raduna il resto dell'equipaggio. Andiamo al lago ghiacciato a prenderci dei coni neve. Gelato. Stare a letto potrebbe non curare un cuore spezzato, ma mangiare un cono neve con gli amici potrebbe aiutare. E poi non dovete più chiamarmi Space Boyfriend. Il mio nome è Capitan Spaceboy. È tornato un attimino Sì. in sé. Ah, aspetta, questo significa che... Wow! Woohoo! Il capitano è tornato. Non vedo l'ora di farlo sapere a tutti. Andiamo, fra. Vengo anch'io, Vez. Beccio.
Ehm, non posso che ringraziarvi per quello che avete fatto. Chissà cosa sarebbe successo se non foste venuti. Oh, non è nulla. Siamo felici di averti aiutato a stare meglio e tanto ci basta. Avete tutta la mia gratitudine. Se mai aveste bisogno del mio aiuto o della mia ciurma, non esitate a chiedere. In realtà me ne stavo giusto dimenticando, ma stiamo cercando il nostro amico Basil. Indossa una corona di fiori e porta con sé sempre il suo album fotografico. Per caso l'hai visto qui in giro? No, mi dispiace. Nel caso in cui dovessi incontrarlo, vi avviserei immediatamente. Basil, dove mai potrebbe essere andato? Oh, No, dai. piccola fanciulla, non piangere per favore. Prendi questo. Hai ottenuto un coupon per cono neve. Ok, quindi ma possiamo tornare di là. Mamma, pupù. No, Oh, per favore, non piangere. Prendi anche questo. Che cosa sta prendendo? No, il coniglio di polvere, no, Penso. Hai ottenuto un pass per il treno. Il treno giù. Sì, Ok. sì, c'era il trenante. Da piccolo lo usavo per viaggiare sui treni. Sapete, ancora non ero diventato Capitan Space poi. Si sono riuscito a passare dal viaggiare in treno al viaggiare nello spazio con la mia astronave. Sono sicuro che voi sapreste trovare il vostro amico. E io, ok. Papà. Ehi capitano, pronto a partire? Aspettano solo voi. Ah, sto arrivando. Non mollare mai, fanciulla. Se sei un po' giù di corda, prova a mangiare un cono neve, potrebbe tirarti su di morale. Questa è una mo lo andiamo a prendere. Non posso far aspettare ancora la mia ciurma. Buona fortuna per tutto e grazie ancora. Va bene. Allora, a parte che è apparsa una lettera lì sopra. Il legame con i tuoi amici si è rafforzato. Tutte le mosse combo sono migliorate. Allora, aspetta, fermi tu. Stiamo cercando una roccia. Questa Allora, è una vocale. la vocale si prende. La E si deve prendere. Siete Sono sicuri? apparsi. Sì, Master, siamo andati. La E ci deve essere, cazzo. E sono apparsi di nuovo questi Sì. passi. Allora, Ehi, attenzione, attenzione. Siamo fermi. Cos'è che c'è sul letto? Un buco. Una fossa qui. Ce l'ho. Andiamo. Dobbiamo andare, Master. allora, aspetta, prima Andiamo. che entriamo, Ok. il fatto che il capitano aveva personalità multiple Questa è una cosa. Sta cosa- che è identica alla situazione Omori Sanni. sì. Anche perché raggiunge il terzo stadio dell'emozione come Omori. Quindi se lui è la rappresentazione magari di uno stato, se tutto fosse l'inconscio di Omori, diciamo così, e fosse qualcosa, lui è il trauma della separazione. Una cosa del genere. Allora, buchetto. Senti una brezza Pizzettina fredda? Si prenda un po' le palle. Basta. No, Master, che vuol dire questa cosa? Non ho capito. Era un buco. Com'è possibile che mo non c'è più il buco? No, andiamo verso i il pazzi. cazzo. Niente. Andiamo verso i pazzi. Qua abbiamo finito. Tutte le altre cose le facciamo la prossima volta. Adesso continuiamo verso l'obiettivo principale. Ok, allora io vedo un Perché? attimo lui. No. Beh, lui amico, resterà è qui per andato. sempre. Allora, seguiamo i passi un attimo. Lui da qualche parte? Ah no, aspetta, continuiamo di Continuiamo qua. ancora, ok. Adesso giù. Salvino tattico. Ecco qua. Ok, fermi tutti. Ciao a tutti! Dove sta andando la ricerca di Basil? Beh, Mari, sì, c'è stata una piccola deviazione. Stiamo solo aiutando qualcuno in difficoltà, capisci? Guarda, Mari, ho ottenuto un coupon per un cono neve. Ma che bello! bello, Aubrey! Grazie.
Mari, guarda cosa so fare. Devo fare l'elicottero col cazzo. No, Ah, non ok. penso sia quello. Flex. No. Anche Ah, questo sì, è sì. molto bello, Kel. Lo so, vero? È così strano. Abbiamo cercato dappertutto, ma non abbiamo trovato nessun indizio su dove possa essere Basil. Oh, Basil. Mi chiedo dove possa essere andato. Mm. Forse ci sta sfuggendo qualcosa. Hai qualche idea, Omori? Ah, finito. Ok. Allora, io recupero un pochino di energia. Precipizio, prova a Sì? parlare prima con Iro. Vediamo se c'è qualche altra frase Ah, sporcacciona. sporcaccioni. Metti caso. Ma mo te lo ciuccio tu. Niente. L'orizzonte No. bellezza dello spazio. No. No, ok. Se poi ci ripare dice sempre ciao patato. Ok, perfetto. Tutto a posto. Allora, a questo punto Un noi attimo. salviamo. Super save. Sì. E si va verso il basso, quindi Master. Ha detto di Sì, seguire le faccio- impronte. Esatto, si seguono le impronte. Quindi andiamo di qua. Oh, c'è un Pippo Baudo di là. Ecco. Ma quello è... Era la sagoma di Basil. Allora, non Ombra. te ne andare. Ombra. Vabbè. Capito però. Andiamo. Andiamo, dai. Andiamo. Allora, Qua si esplora Ok. tutto, ragazzi. Si va sopra. Vi guido io. Vai, Master. Sopra. oh che cazzo Angurie. Il momento migliore dell'estate. Si scende a sinistra e dopo subito sopra, in alta sinistra in realtà. Aspetta che il bimbo Sì, si sì, sì, doveva tranquillo. spostare. Bimbo Ma ragno. ci sono dei panini là. Quindi dov'è il tavolo da picnic? Vai, avvicinati. Oh. È una torta di Cosa potrei compleanno. mai desiderare? Mm. Qui ho già tutto quello che voglio. Sopra, si continua sopra. Oh, stai andando? Non preoccuparti, vai pure, che ti raggiungiamo subito. Mm. Sì, ritorna indietro, ritorna indietro. Che da qua si taglia una parte, non va bene. Allora, da qui. Tutto sotto. Hai notato che non ci sono più i tuoi amici? Siamo da soli. A sinistra. Vero? Mm. Sopra? Sì. Ho l'impressione che stiamo per tornare nel mondo reale, sai? Sì. Mari, i tuoi biscotti sono buonissimi. Si sente proprio che li fai con molto amore. Li mangerai per sempre. Si procede verso sinistra. Procedi di sinistra dritto proprio, sinistra e sinistra. Siamo ancora giovani. Dovremmo sognare in grande. Si torna indietro, su. Sinistra. Ah, c'è vero che c'è. Sinistra su. Sinistra ancora? Sì. Di qua? Aspetta un attimo che mi sono perso. Dio, Bastianovic. Ah no, ok, tutto a sinistra. Tutto a sinistra. Tutto a sinistra. Quindi di qua e a sinistra. Esatto. Ok.
Preavviso, quest'anno riceverai solo un regalo, ma è da parte di tutti noi. Cos'era quel regalo? Quello in basso era strano. Non era come gli altri. Certo, poi un paio di ragionamenti, dopo finiamo qua e parliamo Sì. avanti. E adesso si va a destra dove c'era l'ombra. Quindi di qua. Sotto. Esatto. Ok. Entra pure. Io entro. Io. Salve. Attenzione, mi raccomando. Stai attento a ogni cosa che c'è su schermo. Adesso non c'è un cazzo, però stai attento. Allora. Prima di Sì, prenderla, sì, guarda la sì, 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 stanza, analizzala. sì. C'è un'immagine dietro. C'è Un- la nostra famiglia. C'è un leggio davanti, mi sa. Credo che sia un Sì. leggio. Sono 3 Ok, adesso puoi fratelli. prendere Mi sembra 13. siano 3. Mi sembrano 3 da qui, poi lo voglio vedere da vicino. No, a me sembra. Ah no, aspetta, è la mano No. del padre. No, no, Anzi, no, no, è la mano del padre. siamo Aspetta. Sanni, Marie, mamma e papà? Probabilmente. Adesso puoi prendere la lettera. Ok. Anche poi prima di andare avanti, noi non abbiamo neanche Controlliamo. visto prima. Controlliamo adesso. L1 e non si può controllare, scusatemi. No, no, si può, No, si può, è entrato. Non avevo i comandi. No, ho dovuto premere più volte. Vai. Credo che qua Allora, c'è una bella via. Oggi la E, sicuramente per me. No, vedete sotto c'è la frase. Giusto. già si è Anzi, no, riempito. Sì, sì, stando di sì. lato non riesco a vedere benissimo. Allora, è in italiano, giusto? Hai detto setti la Sì, frase tradotta? sì. Mhm. Benvenuti potrebbe essere sotto. Benvenuti nella famiglia, forse? No, perché la è tipo la terza lettera, Esatto. quindi non può essere No, e poi quella. se fosse nella, ci sarebbe la Mm. A nella seconda parola. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione, cazzo. Diciamo che benvenuti penso sia Allora, sicuro. iniziamo che... Sì, O benvenuti o benvenuto. quindi NVT e dobbiamo sperare che alcune di queste escono pure accanto. Allora, Ok, posso esaminare il quadro? ok, come vuoi. Quella lampadina sopra? La stessa lampadina come c'è nella È zona come la bianca. stanza nostra. Allora, uno spartito su un leggio. Tutte le note sono state scarabocchiate. E il Sì. quadro dietro si è modificato. Ci siamo sempre noi, ma i genitori sono diventati neri in Sono faccia. state oscurate le facce. Una famiglia felice. Perché si stanno separando, mi sa. Non si è Quello. oscurata solo la faccia dei genitori. Mi sembra che si sia oscurata anche la faccia del ragazzino in basso a destra. No, a me da qua sembra A normale. me sembra di riuscire a vederla, senti, guardando da Ok. vicino. Due occhi e il naso. No, no, mi sembra normale, solo i genitori. Forse però potrebbe essere vuota, Cazzo, intesa magari Corriere, io come. devo leggere questo commento del Corriere. Lo devo Vai, vai. leggere. Prego, prego. Mi sembrava un cappio. Un po' ci può stare in realtà. Se Sì, guardi la lampadina un attimo in maniera diversa sembra un cappio in effetti. ti fa l'effetto del muro dietro. Esatto. Ci potrebbe stare. E forse anche questo è inteso. Allora, Molto penso probabilmente. debba tornare indietro perché qua a questo punto non Sì, posso fare più niente.
Torna indietro. Non si può tornare indietro. C'è la No, no. Che sta succedendo? Che succede? Siamo stati daccati. E siamo tornati qua. Mi sembra che una cosa sia cambiata. C'è una cosa che è cambiata. Non c'è più la porta, di nuovo. Vabbè, quello c'era anche No, c'è la la luce, lampadina. c'è La la lampadina luce. sta facendo qualcosa. Allora, Brillamp. aspetta, aspetta. Ok, Satana. Gatto Satana. Vasca Satana. Anguria. Si è presentata ancora questa figura che c'è in Sì, quel anche posto. nel Sì, diario. sì. Allora, io tocco la lampadina camera. perché ovunque esso sia. Certamente. È Cosa più c'è qua nera. dentro? Sì. Non riesci a vedere, no? Però non ti sei mai illuminata così. Vediamo il Tra l'altro, computer. aspettate un secondo. E c'è solo questo. Secondo solo. È un battito. Il battito Del cardiaco. cuore. Sì. Non c'è sempre stato di sottofondo, o sbaglio, Setti? No, qua c'era la host di Omori. C'è l'osso normale. Sì. Quindi vuol dire che È c'è. successo qualcosa nel mondo reale Stiamo e avendo un Stanley altro sta avendo un incubo. attimo una crisi, un attacco di Sì. panico, forse. Sì. Io intanto parlo col gatto, vi dico cosa dice. Vai, vai. Stai aspettando che succeda qualcosa? Classico. Basta. Tutto il resto è uguale. Però penso che sapete cosa bisogna fare. PC. PC, no. 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 Non avevo un cazzo. Non vi ricordate Solo quello che tu. dovete fare? Questo è grave. Aspetta, allora, un No, attimo. ogni C'è cazzo di troppi volta. eventi tutti assieme, uno un attimo si confonde. Mammare gatto. No, aspetta, col gatto noi parliamo sempre perché comunque ci sta simpatico. Fammi un'altra volta. Aspetta, 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 l'altra volta come abbiamo risolto? E Semplice. che troviamo? Andiamo sopra di solito. Le mani. Vedi un po' se ti piglia qualcosa. L'abbiamo fatto l'altra volta, aspetta, Ecco qua. aspetta. E non è questo. Questo non è il E senso. questo l'abbiamo appurato. Quindi, Ma sbaglio, stanno cambiando colore le mani. Scusate. a Ah, a coltello. coltella, giusto. Senti, sono sempre state rosse di contorno. Sì, Ok. No, no, il colore Ok, era no, mi è sempre venuto quello il là. dubbio, perciò. A coltello. certo. Volete da coltello. Fatto ormai. Mori, sembra sempre un pochino eccessivo questa cosa, però. Ecco, mezzanotte 10. Si ritorna nella parte un po' più horror. Beh. Allora. Alan Wake. Il giorno ho visto tutto. Quel giorno ho visto tutto. Mentre eri in piedi di fronte a me. L'hai visto anche tu? C'era qualcosa dietro di te. Tre giorni rimasti. Ma è diventato The Ring all'improvviso. Quindi forse i capitoli sono i giorni. E ora i giorni. Good morning. Good morning. Allora, No, aspetta un parliamo un attimo, secondo di un aspetta. paio di fatti. Troppe cose. Tanti Allora, cazzi. allora. Innanzitutto noi ricordiamoci sempre che quando il gioco comincia ci fa vedere una cutscene di Basil o quello che dovrebbe essere la sua versione del mondo reale con Sunny / Omori. Ok. Fanno un discorso tipo sulla vita, se non mi sbaglio, sul futuro, c'è anche la foto di mezzo, se non erro, c'erano comunque delle foto, se non mi Don't sbaglio. worry, everything is going to be ok. Non ti preoccupare, Esatto, tutto non ti andrà preoccupare, bene. tutto andrà bene. Mo' mi viene da pensare, forse il trauma di Sunny / Omori, chiamiamoli così per sicurezza, potrebbe essere legato a qualcosa che è seriamente successo a Basil e magari lui è morto per davvero?
e Siamo nel Omori è mondo rimasto reale? traumatizzato. E Sunny ne è rimasto traumatizzato. No, credo che sia qualcosa di anche peggio di questo. Io sono sempre convinto che sia una qualche metafora per spiegarti i traumi di una... Non so se ci sia della deepness riguardo le Allora, cose non del c'è niente di soprannaturale. sovrannaturale Esatto, dietro. capito? Non Io c'è non niente di credo infatti che sia sovrannaturale dietro. quello. Però c'è qualcosa, dobbiamo capire il parallelismo fra la scomparsa di Basil nel mondo di Omori e nella vita reale, se lui esiste, dov'è? Allora, Setti, c'ho una mezza teoria, però voglio capire soltanto Vai, una cosa. sparala. Per il punto dove siamo adesso. Abbiamo finito il prologo. Aspetta, fermati, fermati. Ok, no, pensavo Si fosse per può, una domanda. si può già capire Che cosa? qual è il segreto di Pulcinella, qual è il punto chiave di tutta sta storia. Sto gioco vuole farci arrivare ad un preciso punto e ci sta imboccando piano piano, sia Ci puoi, attraverso le ci puoi paure già di Sanni che arrivare? quelle di Omo. Ci si può già arrivare, Ci ci si può sono gli arrivare, elementi. ma devi proprio analizzare, ma proprio devi analizzare e ricordarti veramente tutto. Ok, Cioè, vabbè, diamo soprattutto devi 3 prendere teste. certe cose e proprio metterle in una certa maniera per capirlo. Allora, Ok, ok, ok. Allora, nella stanza comunque per il fatto di Space Boy di prima non mi sembra di vedere però riferimenti vediamo un po' spaziali. sul PC, Magari quello sì, un quella pagina, videogioco, quello un che Allora, esce, anche libro. perché alcuni dei innanzitutto pacchi c'è un sono messaggio due. nel telefono. Sì, la mamma Allora, vediamo un probabilmente. po'. Vediamo. Questo lo prendiamo subito. Hai un Hai un nuovo nuovo messaggio. messaggio. Ciao Sunny, sono mamma. Come va? Stai mangiando bene? Speravo di riuscire a tornare entro oggi, ma è l'ultimo giorno di una grande svendita di mobili e non potevo non approfittarne. Riesci a badare a te stesso per un altro giorno? Vero? Dopotutto, sei grande ormai. Ricorda di finire le tue faccende. Ho lasciato una lista sul tavolo accanto alla porta. Ok, questo è quanto. La mamma ti vuole bene. Ciao ciao tesoro. Non conosco il gioco e non so da quanto è iniziato. Pare depressione o si è ammazzato un suo amico? Non è specificato la seconda, quindi non ti darò una risposta. E pare depressione? Sì, quello lì sì. C'è anche nei disclaimer di Decisamente. gioco e poi se riesci recuperati le live sia da me che da grandissimo Vincenzone, che tanto i VOD non durano tanto, durano 2 ore e mezza ciascuno. Quindi puoi recuperare senza problemi. Sarei propenso a Mm. pensare che qualcosa ha fatto Sanni indirettamente, non è colpa sua, ma qualcuno c'è morto davvero. Ed è per questo che se ne stanno andando e c'è il trasloco. Ha fatto una di quelle cose che no, noi da qua ce ne dobbiamo andare, non possiamo restare più. Però la mamma mi sembra fin troppo tranquilla. È quello il fatto. Cioè, io non lascerei mio figlio da solo a casa per una svendita di mobili se vedo che mio figlio dalla stanza non Però esce aspetta, più. io vedo il corrispettivo che quello che sta succedendo nella vita Sì. reale, se mo non sappiamo niente di Basil neanche qui, Mm. è che quello che sta accadendo nella timeline di Omori sta accadendo pure qua. Quindi è successo Mm. qualcosa in questo momento. Mhm. Quindi cambio la cosa del trasloco e la metto che sta comunque accadendo a lui e sta subendo il trauma dell'abbandono perché se ne sta dando dai suoi amici. Ok. Però è successo qualcosa nel frattempo che lui sta sognando e sta vivendo come Omori, Mhm. perché non riesce ad elaborare che in qualche modo qualcuno dei suoi amici se n'è andato, ma non che se n'è andato in un'altra Come ho città, se detto n'è io andato prima. proprio caput. Quindi che E lui Basil è c'entra morto. qualcosa, sì. Sì. Anche perché la mamma ci ha parlato solamente, cioè, ci ha parlato di Kel nello specifico e di tuoi amici, se non mi sbaglio, aveva detto in maniera generica. Però Basil è fondamentale. Perché dovremmo Che andare non poi a so. rapportare tutte le cose che abbiamo visto nel mondo lì con le controparti reali. Per il Allora, video quindi iniziamo a andare vedere. avanti. Sì, Mm? Master. Sì, Eh, questo ci ha fatto entrare in un'altra Un'altra situazione situazione brutta di qua. merda siamo, sì. Ok, Liste di grazie cose da mille fare se... di mamma. cose da fare di Per tua sorella. adesso Sì, sì. te la senti di svolgerle. Eh, Ok. Un po' di stanza, vai. allora, libreria. Moltissimi libri. Mm.
Vecchio computer. Non si fa. Si può giocare a... Non si fa. Noi stiamo già giocando. Allora, Vabbè, dai, un giro. Un questo solo è il giro. nonno di Balatro. Sì, un solo Ok. giro. Un solo giro. Andiamo Voi lì. intanto voi giocate a Blackjack? Allora, assolutamente, Sì, però lui assolutamente. c'ha già il jack in mano. Cioè, già c'ha... Capito? Ma noi ci abbiamo due, Carta, tre. lo zio. Carta, subito. Asso quanto cazzo vale? 11? 11. Ok. 11 sì. 3, 14 e 3, 17. Si deve rischiare per forza. Che Stai. fai qua? No, stai. 17. Io sto. Voi Io state? Io Sta. starei. Si sta per statistica, si sta. 17. Ragazzi, Ma lui ovviamente Ragazzi, ha fatto lui ha fatto 18. si deve rischiare. Tanto già abbiamo perso. Che abbiamo da perdere più? E siamo stati Guarda che io a squalati a Blackjack questo ci ho punto. vinto in un vero casino con un 17, quindi... Lui andava provato. Basta, fuori. Vabbè. Fuori dal gioco La d'azzardo. paghetta di questa settimana è No, andata. vabbè, ma sarà un simulatore. No, ovviamente. ci siamo giocati tutta la paghetta. Allora, Aspetta, bene. c'è qualcuno alla porta. stanno bussando. Allora, si va in bagno innanzitutto. Ok. Ignoriamo quello che Sì, sta sì, sì. succedendo. Sì, facciamo spaccare le nocche. Puoi specchiare di nuovo? Sì, Guarda come questo è siamo belli Sunny. carini. Sempre apatico. Tutti. ovviamente. Qua ci sono i bigliettini, una nota della mamma. Vabbè, questa è la stessa che abbiamo letto l'altra volta, ok. Certo. Sì, stavolta ce l'abbiamo i denti. Che cazzo. Giustamente te li lavi di mattina, mica alle 3 di notte. Con in Sarana realtà che io ti lo faccio insegue sempre per le alle 3 di scale, notte. ok. Vabbè. Ma quando uno va a dormire, si Allora, prepara. asciugamani e Vai. prodotti per il bagno. Si va a salvare, però non si chiude qua. Si va un altro po' avanti. No, perché io scendevo adesso, La porta andavo a aperta, prendere la ammazzo. macchina da mio fratello, venivo lì e ti sputavo in occhio, quindi sei un attimo avvisato su sta cosa. Qui, Vincenzo, devi fare una cosa. Tu salvi, ok? Ok. E devi fare un salvataggio all'ultimo spazio del gioco, anche. E quel Ecco. salvataggio tu non lo tocchi più. Non lo devi toccare, quel salvataggio. No, non è che mi ha detto questo ma è una scelta Mannaggia. importante di gioco, se sbagli... Ci ha buttato nella Allora. shit, ci ha buttato. No, Allora. non lo devi toccare. Tu per questa Perché lo run tocco? intera, tu probabilmente non lo toccherai mai. Però No, è che lo tocco, devi lascio fare. là. Va bene, Ma certamente. Noi obbediamo, certamente. noi obbediamo. Adesso un Scusi, cretino master. che ti dico... No, vai. Vai, possiamo scendere. Posso andare? E capire. No. Dai, sarà il postino. Sarà il corriere. Aspetta, vabbè. Comunque c'è una cosa. A Ecco. sinistra, nella stanza di sotto a sinistra, c'è un cerotto. In un... No, allora aspetta, master, posso? Sì? Posso? Mm. Posso richiedere una cosa? Dica tutto. Allora, visto che tu ci hai fatto fare questo salvataggio molto cattivo, a dire il vero, tu non... Mi piacerebbe, se per lei non è un problema, posso girare la mappa e vedere se c'è qualcosa, che se tu mi dici vai là, non mi posso fidare di lei, signor Master, adesso. Io glielo dico solo per un fattore di tempo, ma se vuole esplorare tutto, può esplorare quel cazzo che vuole. Allora, Dice, ci sono punti che meritano di essere osservati? no, nemmeno il cerotto è importante, semplicemente è un cerotto ed è buono. Vabbè, onesto. Allora, se tu mi dici proprio che non c'è niente che dovrei dare un'occhiata, io mi fido di te e vado ad aprire la porta. No, cerotto? vai nel cassetto là e prendi il cerotto però, tanto che ci sei. Aspetta. Butta dentro il cerottone. Ok. Cerotazzo. Boh, adesso possiamo analizzare la porta. Ecco, Allora. analizzare la porta. Andiamo. Sì. Ehi. Ehi, c'è nessuno? Questo è Sunny? Kel, dai. Sei in casa? Mm. Ti ricordi di me? Sono Kel, Sì. il tuo vecchio amico. Ok. Mi voglio fermare. Questa è l'immagine che Sunny ha di Kel. Sì, è quella del gioco. Non ce l'ha del mondo reale. Sì, è quella JPEG del gioco, vabbè del gioco, perdonami, di Omori, diciamo così, va. È quella di Omori, quindi c'ha la skin cyber, vabbè.
Sono qui per... ho notato il cartello vendisi davanti a casa vostra e ho anche sentito mia madre dire che vi trasferirete presto, quindi volevo chiederti, ti va di uscire un'ultima volta insieme? Mi andrebbe bene anche vederci e basta. Potremmo farlo in memoria dei vecchi tempi. Che ne dici? Eh, Cambio è di cambiata la inquadratura, visuale. sì. Vabbè. Cosa vuoi E questa fare? è la scelta. Qua, prima di scegliere, dimmi cosa vuoi scegliere. Allora, aspetta. Vai Enzo, con calma. Sai benissimo cosa è successo l'ultima volta che hai aperto la porta. Sì. Sì, questo è vero. Però là si intuiva che era un pochino più qualcosa che non andava. 3 di notte, Era di notte. 3 di notte, c'è il vento, c'erano i tentacoli, c'erano cose. No, poi sorellina pure alla porta di casa, pure se è un po' più grande, ma comunque una Qua ragazzina, sembra cioè, abbastanza sincero che sia davvero lui. tu faresti Quindi cosa apri? sceglieresti? Un momento, non è che puoi mettere Io la ho lettera. l'ansia. Capì? Quindi non è Io ho che cosa l'ansia. faresti? È facile. Ci sono 2 mondi diversi adesso Poi qua ti a dico che nostra farei io. disposizione. No, io voglio aprire la porta. Se tu... Ok. Mm, Allora, fermo un io dico attimo. solo... Sì, sì, no, Mhm. era giusto Vai, farlo. Vai, vai. vai, Però vai. io ho ragionato in un altro modo. Ok. Ho voluto Vai. vedere la cosa, tra virgolette, in un senso più positivo. Volendo sempre immaginare che questo mondo qui, quindi Sunny, è sempre il mondo reale e noi comunque siamo in una situazione, possiamo forse azzardare a dire ormai depressiva, forse il non fare nulla ogni volta potrebbe portare in realtà a un bad ending, non aprendoci mai più alle persone, restando chiusi in noi stessi e non superando mai la cosa. Quindi forse non fidandoci nemmeno stavolta, questo secondo me potrebbe portare a qualcosa di negativo. Io sarei tentato come te nel fidarmi e voler aprire. Forse la prima volta non è sarà avuto. Mo avrei aperto. Quindi sono d'accordo con te. Curiosità da aprire, ma si dovrebbe capire a Mm, questo punto se Ok. quello che vede Sanni fuori mm. è reale oppure no. Quello che Sì. abbiamo visto ieri notte, è che io penso che qua dietro ci sia una persona normale. Non è che Satana esce a Eh, mezzogiorno, ti posso possedere in casa? io Non Ma tu che ne credo. sai che è spero. mezzogiorno? È mattina presto, Sanni ha dormito un Certo, pochino più tardi e si è svegliato Sì, verso assolutamente. mezzogiorno. Mezzogiorno. Però che ne sai che Sunny si è semplicemente svegliato e quella là in realtà era semplicemente luce di camera sua. Cioè queste qua sono semplicemente le luci di casa. sì, Tu che ne però sai? c'era dalla finestra si vedeva la Si luce vedeva una fuori, bella giornata. se non erro. Come la volete vedere voi? Io No, allora, sto solo per avere senti, altri punti di vista. No, ma allora, noi probabilmente abbiamo visto delle cose durante le scale, ma era notte, avevamo la paura delle altezze di scendere le scale, quindi di notte si è un pochettino impaurito e ha iniziato a vedere cose. Mo' c'è una bella giornata di sole, si è alzato, ha preso il messaggio della mamma, si è lavato i denti, è sceso giù, sta suonando la porta uno dei suoi vecchi amici. Ma perché la giornata gli deve già andare di merda così? Apriamo la porta, se è lui, altrimenti... è Ok. anche vero, però, che la sera, se ti Eh, ricordi, se non mi sbaglio, e poi mi corregge il master nel caso, Mhm. a un certo punto dalla finestra è cambiata la luce, era diventato tipo tutto rosso, una roba del genere, entrava una luce strana, o sbaglio, Setti? Sì, è vero. Ok. Quindi nulla come in alcune effettivamente parti del toglie gioco... che la luce che abbiamo visto da fuori, che noi giustamente abbiamo detto è giorno, Mm. chi ci dice che bello e buono non switcha ed in realtà è notte o è qualunque altro momento perché siamo fottuti. Lui effettivamente c'ha ragione. È questo quello su cui vuole farti ragionare il gioco. Ti Eh, devi cagare sotto e non aprire questa porta in questo momento? O ti vuoi fidare un attimino e vedere cosa può eh, esserci dall'altro lato? non lo so. Appunto questo qua è il punto di vista di Sunny. È Esatto. letteralmente il punto di vista di Sunny. Quello che state Lo sarà. provando voi in questo momento, questo
momento di silenzio in cui Kel è ipotetico Kel è là fermo davanti alla porta che sta aspettando, o che è un mostro che sta aspettando per tagliarvi la gola, è esattamente quello che sta provando adesso Sunny. Quindi Sunny io l'ultima volta che direi ha aperto sia la meglio. porta non è una cosa che è successa. Noi Cioè, adesso non apriamo esiste la nella porta e realtà. affrontiamo quello che c'è dall'altro lato. Che hai detto, Seti, Ok, perdona? io qua voglio fare una dichiarazione perché Sì. perché ho chiesto questa cosa e perché ti ho detto di salvare. Questa qua è una cosa molto importante. Sono un sacco felice che volete aprire la porta. E la cosa è che questo qui è un punto di non ritorno No, di ma tu, entrambe le ma quello parti. era... Per questo vi ho Ma fatto l'avremmo mai salvare. detto. Ok. Questo, Ok. voi ormai avete detto apro la porta e noi Sì, apriremo sì. la porta. E sappiate che se voi mi avreste detto non fare nulla, io vi avrei fatto aprire la porta. Ok. Comunque, Noi piace molto aprire le questo, porte. Ok. questo momento è non fare nulla, è la run alternativa. È la run che bisogna fare quando hai finito il gioco e non è un bad ending, non è cose, cioè non è che non lo è semplicemente, non vi dico se è un bad ending o meno, è semplicemente una cosa che è un botto approfondimento su tutto. Ok. Ok. Quindi non possiamo iniziare con l'approfondimento, dobbiamo iniziare con il gioco e il gioco è apri la porta e possiamo aprire la porta. Prima di farlo, un momento, devo fare un'altra domanda perché mo mi ha messo la curiosità, solo un secondo. Master, una domanda. Ma Dica. quindi la prima volta che abbiamo aperto la porta sarebbe Sì, stato indifferente non fare nulla a questo sì, punto? Era completamente indifferente. indifferente. Infatti Perfetto, molta gente lo ignora, molta gente perfetto. magari va in bagno dopo aver sboccato, ti ricordi? Sì, Esce Sì. dal bagno e sì. ritorna subito in camera sua a dormire e non si accorge nemmeno Ok, che qualcuno sta bussando alla porta. ok. Ah, lo dicessi infatti, sì, ma mi ricordo, lo dicessi proprio quella volta, infatti, sì, Allora, sì, sì, sì. io apro, Apriamo, vediamo possiamo così. andare. Apriamo. Apriamo. Ti ho detto, mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto. Guarda che sole. Ed è lui. Quindi ancora di più Omori e Sunny sono E mo c'ha la stracollegati. skin. Sì, Wow, sei uscito per davvero. Ehm, Sarò onesto con te. Non mi aspettavo uscissi per davvero. Quindi non ho proprio idea di cosa potremmo fare oggi. Aspetta, No. ci sono. Possiamo passare da Hobbies, la ludoteca della piazza di Faraway. Ricordi la strada, vero? Quando eravamo piccoli ci andavamo spesso. Che stiamo aspettando? Andiamo! Quindi allora aspetta, no, già mamma, qua c'è un problema. c'è la Allora, deepness. per come ho visto io il gioco finora, Sì, ci sono i due mondi, ci sono queste due realtà. La realtà, quella di Omori, è quella principale, quindi là ci sono tutte mappone sì. grosse. Questa è la seconda parte, dovrebbero essere tutte mappe più piccole. Ma Mhm. non sia mai, esce una mappa grossa pure qua dentro, finita. Io prendo assetti e gli rompo il... Innanzitutto dobbiamo parlare con penso tutto. Allora, Setti, tu di cosa dobbiamo fare? Poi di via Io- libera quando possiamo iniziare a correre a destra e a sinistra. Esatto, tenete a mente che io In ho ancora realtà, 20 minuti, raga. sì, 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 possiamo iniziare ad andare. Ok, Possiamo già iniziare ad andare. Qua c'è un ok. salvo e Allora, una facciamo il girandola. Puoi salvino. interagire con la girandola se vuoi. No, questo non si tocca, che Setti si incazza. Sì, sì, mi incazzo con una biscia, ragazzi. Ok, Hai ragione. allora, Quello lì ci una serve per girandola che ruota quando, liberamente. se Vincenzo vorrà fare la route alternativa, se non la fa io gli spacco le gambe, ovviamente è obbligatorio. Ma come ti Ehm, permetti? Ma perché giocatori ci hai preso? Ma come osi? Il Quello là gioco ci deve serve essere per completato. saltare tutta la prima parte di gioco. Io, sinceramente, con tutto il bene quello che voglio a questo gioco, No, io no, non ma mi fa faccio di benissimo. nuovo 8 ore per No, ma rifare quando la prima mai, zona. Setti? Ma quando mai?
Allora, c'è un idrante Ah, anche io Ci sono l'ho delle fatto col scarpe Fantazio. attaccate ai cosi d'alta ai pali, tensione. sì. Sapete che Allora, c'è vuol dire un che quello lì doggo. è un Fermo, punto di Sanni. droga? No. Ah, che tipo i segnali che Sì. lasciano gli spacciatori Esatto. per far capire che si Sì, spaccia. le Ok, scarpe sono un punto di spacciatori. ok. C'è di Comunque, fermo nuovo un Sanni, canestro so da che è da tempo basket che non vieni a ed è casa di mia, Kell. ma temo che non puoi. È la casa di Kell. Ok, Esperto, vedo. No, è una cosa, è un fun fact. Non che io lo sappia, insomma. ok. Posso entrare in Questo casa è di chi è? qualcuno? Niente. Toc toc. Nessuna risposta. Pattumiera. Ok. Va bene. I elicotteri sembrano di buon umore. Vabbè, Beh, questa è una giusto. realtà La tranquilla. cassetta della posta? Si dice di chi è? No, niente. No, magari il Niente. nome o qualcosa. Ma è bellissimo. Guarda. Ma Una ti statua di giudica. figura religiosa. Ti senti giudicato. Ti senti giudicato. Ma quindi sono tipo le statue della Madonna, una cosa del tipo quelle cose là. Cioè, questo c'è Posso le statue dirtelo sinceramente, non è tipo una statua della Madonna, Ok. è una statua della Madonna. Letteralmente in questo gioco è confermato il cristianesimo. Non sto Ah, scherzando, Ok. in un Ok. posto c'è letteralmente un dipinto di Gesù gigantesco. perfetto. Ok, allora sì. Sì, sì, proprio Ci sta. è quello. Però, minchia, tipo Allora. 5 statue in giardino della Madonna, cioè, oh, non so, su busti, però, boh. No, sto pensando al diario, al gatto Sì. sacro là. Tutto questo il Arriviamo. parco, mi sta Allora, che il Saliamo. parco è quel parco. distributore automatico. Entriamo al parco. È il Ci sono Salve delle parcheggio. cose padre. interessanti. Salve No, aspetta, padre. aspetta, 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 che vuol dire questa cosa? No, Aspetta, questi qua non dovrebbero no, essere qua. fermati un Aspetta. momento, fermati un momento. Danni, tu devi un attimo sederti perché C'è un c'è problema. un problema. Aspetta un attimo. Quindi è fake, è tutto fake anche questo. Uh, Pyramid. C'è anche un barbone. Questo è l'alieno, Kojima, no. questo è Kojima. No, vabbè, Lui questo è è il così. tipo che gioca a Lui è Tetris Kojima, Ball. sì, sì, sì. No one here to say my name. Allora, io non No. so da dove iniziare a... Master, tu non vuoi commentare questa cosa? Allora, No, niente. no, io sto No, aspettando solo è che dice una via cosa libera, interessante. poi Una corro. cosa No, puoi interessante. interagire con tutto quel cazzo che vuoi. Madonna mia, Andiamo che io su. questo aspettavo. Grande gatto di metallo. Lo ricordi Te lo molto più ricordi grande. molto più Questo è grande. il Cosa gattone vi che sta ricordi nella quel stanza. gatto di metallo? È il Bravo gatto Mano, della guarda. stanza. Sì. Sì, sì, sì. Ho Cosa? Dillo? ucciso qualcosa. È il gatto nella stanza degli amici. È il mega gattone nella stanza degli amici. Ed è gigantesco. È quello E per enorme. questo lui, Sì, e per quello lui se lo ricorda più grande. se lo ricorda più grande, certo. Perché Sì. qui è il luogo dove si incontravano tutti. Però è comunque qualcosa che non va. Non... Cioè, oddio, però in realtà questo potrebbe essere che noi li vediamo ancora senza skin a questi. E infatti No, spariscono. spariscono. Sunny li Sono il vede. ricordo di qualcosa. Sanni li vede, ma ora non ci sono più. Questi qua invece? Dici Siamo i cultista. siamo i ricci cultisti, seguaci del Ok, sacro bidone. Poiché tutti hanno sporcato, tutti devono accettare di essere spazzatura. Riduci, riusa e ricicla. bellissimo. Va bene, parlo pure con l'altro, casomai qualcosa. Niente. Ciao bimbo. Bimbo, Cos'è fermati. Flash? Flash Gordon. Ah, addio. Oh, ehi, come va? Che stai facendo, Kel? Non ho letto perché ho skippato per sbaglio. Abiti da queste parti? Oh, wow, non mi aspettavo di vederti qua, Jay. Sunny, lui è Jay, è il capitano della squadra di football della mia scuola. Non sapevo giocassi anche a basket. Eh? Eh, sono qui solo per passatempo. È più che altro un hobby. Kel, proverai ad entrare nel club di basket quest'anno? Potresti insegnarmi qualche trucchetto? Certamente. Però magari un'altra volta. Il mio amico d'infanzia Sunny sta per traslocare, quindi Ok. sto passando la giornata con lui. Ci beccheremo sicuramente, però.
Certo, possiamo organizzare qualcosa per la prossima settimana. Stesso orario, stesso posto? Sì, va bene, ci vediamo allora. Quindi effettivamente sembra esserci una buona discrepanza di età fra Sunny e Omori a questo punto. Che effettivamente Kel quando hai aperto la porta mi sembra quasi un adolescente, mentre nel mondo di Omori è proprio Tanta un puzza. bambino. Senza tetto perché ho qualcosa sulla faccia. Sì, merda probabilmente. Senza che senti indescrivibile. Ok, il mio amico di quindi già non stanno più a scuola insieme. Forse anche questo potrebbe essere importante, il fatto che già non, cioè, non li frequentavamo più perché siamo andati in scuole diverse. Ok. Se Mm. troviamo della spazzatura. Questo è il tipo C'è in con gli giro la occhialetti. spazzatura anche qua. Quello stavo Oh, notando. Allora, aspetta, facciamo monnezza. subito un primo passaggio. Allora, uno lo prendiamo. Ce n'è anche Un po' uno di per strada. monnezza. Oh, minchia, c'ho cosa Ok. $100. Non 303, 3, credo. Ah, Ok, avevo sto detto 100. parlando col disegnatore. Wow, Ok. un artista sta diligentemente disegnando degli schizzi. Wow, ma che bel disegno. Ah, oh, Ela, ti ringrazio. Ma è solo un bozzetto. E quello lo chiami bozzetto? Sembra una fotografia. Se lo vedessi, se lo vedessi, la gente farebbe a gara per comprarlo. Vero, Sanni? Sì. Sì, vabbè. Vedi? Anche lui è d'accordo con me. Ho deciso, lo comprerò io, qui e ora. Ehi, Sanni, puoi prestarmi $20? Ho capito, però Ok. aspetta un Ah, attimo. Aspetta un momento. Eh, grazie, molto carino da parte tua, ma non è in vendita. È per il mio portfolio. Sapete, l'anno prossimo proverò ad entrare nell'Accademia di Belle Arti. Ah, cavolo, che peccato. Sarebbe stato perfetto sul muro di camera mia. Lo pensi davvero? A proposito, io mi chiamo Mincy. E voi? Sono Kel e lui è Sunny. Ciao Kel e Sunny. È un piacere fare la vostra conoscenza. Il piacere è tutto nostro. Ah, Mm. qualcosa non va? Oh, non è niente. Sei stato l'unico a dire qualcosa di carino sui miei disegni. Sapete, quando mi sento giù dubito molto delle mie capacità, perché penso che nessuno creda in me. E diventa complicato anche tenere in mano la matita. Tranquilla, sei davvero brava a disegnare. Cioè, io non riuscirei a fare qualcosa del genere nemmeno in 1 milione di anni. Cerca di non essere così severa con te stessa. Io e Sunny crediamo in te. Ah, giusto. Hai ragione. Devo eliminare i brutti pensieri dalla testa. Ora, ora proverò a concentrarmi per finire questo disegno. Questo è lo spirito giusto. Ci si vede, Mincy. Vedrai che ce la farai. Songgio Allora, particolare? Perdonatemi, l'Accademia delle Belle Arti è un'università, Sì. quindi è abbastanza grande. Mhm. Non credo che dei ragazzini andrebbero a far, cioè, almeno io non andrei vicino a un universitario così bello e buono a 13 anni a parlare di così. Quindi forse siamo ancora più o grandi è di quello che penso. qualcosa che Omori ha visto? E questo è il tipo che gioca a Tetherball, palesemente, è Sì, la tipa che gioca a sì. Tetherball con la tipa enorme. Cioè, pure i capelli sono quelli, quella è medusina aliena, però mi sembra lei. Però non si conoscevano. Come fai a Però non si immaginarsi una conosce. persona che non conosce? E forse l'ha visto qua. Forse venendo al parco qualche volta da piccoli, magari se già stava Sì, però si qua, sono presentati di nuovo, si capito? sono Dicono presentati di piacere, siamo nuovo, Kell e questo sì. Sunny. Il fatto è però che a me sembra proprio quello, cioè mi sembra quel PG. Però Kell si chiama sempre Kell e quelli No, però penso sono che Omori alieni. sti dettagli li prenda da cose casuali che ha visto nella sua vita quotidiana. Mm. Quindi leva il rapporto che c'è nell'altro mondo, a lui interessa vivere sta storia o sta trattando questo suo trauma in Mm. qualche modo, mettendo insieme i vari pezzi della sua vita in un certo modo.
Domanda, I quanto ti punti manca, Mano? importanti sono gli amici. Aspetta, vedo subito. Sono 0,41 già. Penso massimo proprio 10 minuti, poi devo iniziare ad andare. Domani devo andare al lavoro. Ok, No, va c'è bene. tanto qua, penso ci conviene salvare. Sì, ci conviene salvare e staccare. C'è troppa Purtroppo è roba così. qua. Sì, raga. Purtroppo è Allora, così. aspetta, l'ultimo, almeno così. Vai, vai, Vai. Pretty Quanto vado boy. a salvare? Ultimamente ho avuto un periodo un po' stressante, ma guardare la gente qui al parco mi aiuta ad alleviare lo stress, mettere le cose in prospettiva, dovrei farlo più spesso. È proprio vero che prendersi del tempo per se stessi ripaga. Mi sono un attimo distratto mentre leggevo che... Bisogna approfondire un bel po' di cose in sto gioco. C'è da fare del Eh sì. Teorazio bello grosso. Senti, sì. per caso, uno dei dettagli principali sul passato di Sunny, Mm. che è qualcosa che... Come te lo posso spiegare? Aspetta. Già veramente si possa intuire con tutto quello che la storia ci ha mostrato fino ad ora? Prove concrete no, solo supposizioni puoi fare. Proprio dialoghi Ok. proprio concreti che ti dicano traumi o cose del genere non ci sono, però puoi fare delle congetture, delle teorie ci sono che puoi fare Teorazio. e puoi arrivarci. Sempre. Teorazio folle. Ok. Solo che voi non l'avete, cioè la teoria che alcune persone hanno e che magari arrivano anche a capire cose, voi non l'avete nemmeno messa in considerazione. No, a noi va benissimo, senti, a noi questo Eh sì, piace fare, trovare bei titoli con delle belle trame, farci ma le cazzo, ma pizze c'era mentali fino fatto. alla fine e Sì, sì, cercare sì. di indovinare, cioè la cosa divertente è quella. Certo. Però per dirti, voi probabilmente non ci potreste arrivare, perché non avete nemmeno preso in considerazione la pista che c'era, che magari poteva far un Ci sto attimo. offendendo, senti, Sì, però così, eh. sì, sì, Vabbè, sì. No, vabbè. non era, no. No, no, niente. Sta Devo passando dire, in realtà, palesemente. che Mano in questa live, non dico per che cosa, e probabilmente metà delle cose che ha detto non se le ricorda, ha tirato Vedi. delle cazzo di bombe. Ecco, di nuovo, come in Mano, persona, di nuovo. Mano tira delle cazzo di bombe. Il Teorazio, ragazzi. Ogni tanto con le Il congetture che Teorazio. fa, cioè c'è tipo Vincenzo che dice, per me è così, e c'è Mano che fa, no, io la vedo in modo diverso, e tira Allora, fuori la bomba. Setti, Quindi ho detto qualcosa. Tu lo sai, gli ho fatto vedere Persona 3 e Persona 4 in live. Sì. 3 puntate, 3, quindi Persona 4, fai una. 5-6 ore per il 4. Per il 3 davvero poco e niente. Alla prima cutscene di un certo personaggio, lui subito ha detto il cattivo è lui. Ho detto, come Di cazzo ha Persona fatto il 4. capito? Persona 4, esattamente. Cioè, guarda, una Persona cosa 4. assurda, Setti. Era un pedofilo, non è colpa mia. No, allora, non fa Era, parte della storia a questo punto, però uno, chi lo era sa. cattivo? È Sì, un pedofilo. va bene. Top. Vabbè, Allora, noi abbiamo salvato a Sì, questo Setti mi sì, punto, aveva salvato, l'ho senza sentito. si quindi può chiudere. posso chiudere e lo continuiamo in questi giorni, va bene? Va bene. Sì, Mm. Allora, quindi, se tu, grazie mille, Che è successo? grazie ma mille a niente, grazie di tutti. mille a Ah, ok, voi, no. sinceramente. Ho sentito un Cattivo rumore. uguale pedofilo, interessante, dice il Cattivo. Corriere. Sì, Sì. No, ragazzi, fidatevi che ha senso ed avevo cioè, anche ragione. ragazzi, E diffidate dai benzinai, per sicurezza, Cosa nella ne vita. pensate? Cosa ne state pensando? Eh. Setti, tu hai fatto il guaio, mannaggia la miseria. Che ci hai buttato dentro un'altra tarantella, Settimo. Dobbiamo uscire anche da questa situazione. Cioè, noi ti giuro, stiamo facendo girare la nostra vita in questi giorni per ritrovarci qui e giocare ad Omori. Quindi Sì. tu hai la vita di due persone in mano e stai facendo il burattinaio. Sappilo, io te la dico sta No, cosa è un azione pubblicamente, quindi allucinante. E ci se a te abbiamo fa ancora piacere, tanto da vabbè. fare e E voi non noi avete questo nemmeno volevamo. idea. Pure l'altra run dobbiamo fare. E buttalo dentro, vai. Abbiamo tutto, ci abbiamo. Va Vai. bene.
Sì. Vabbè. E in più c'è Godo. tutto, c'è pure tutto quello a cui sto lavorando, ragazzi, ricordatevi. Va. Non c'è, Va. non c'è solo Mori. Evidentemente poi andiamo sempre più nella merda, entriamo. Noi siamo entrati in un bruttissimo giro, Sì, Gianmarco. sì. Assolutamente sì. E godo di questo. Godo molto. Allora, in tutti questi giri, Setti, c'entra pure il nuovo Dragon Age nel mezzo? No, Allora va bene tutto. Va tutto bene, posto. quello va bene, tutto a posto allora. Tutto a posto. Dai, allora, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Se tu, noi ci teniamo aggiornati in questi giorni. Dobbiamo Tranquillo. giocare, sappiatelo. Sì, Dobbiamo sì. giocare. Quindi Non ti preoccupare. proviamo, facciamo tutto e si butta dentro. Ragazzi, Sì. buonanotte, a domani. Buonanotte Buonanotte a Pierluigi. tutti. Buonanotte a tutti, ragazzi. Io continuo per un altro 20 minuti la live. E Va dopo bene. vado a nanna. E allora Va bene. buonanotte a tutti, anche alla chat di Sette, anche a Enzo, anche a Tutti a Mano. quelli della chat di Buonanotte. Enzo entrano da me. Salutateci tutti le vostre sorelle. Buonanotte a tutti. Ragazzi, andate a Buonanotte. Setti. Buonanotte. Buonanotte.